si parte anche questa mattina con due graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza Narciso De Rosso, presidente senior Coldiretti Treviso, che ringrazio di essere qui. Buongiorno. E saluto anche Stefano Bosa, sindaco di Resana, secondo mandato civica. Buongiorno sindaco, come sta? Buongiorno Mirella, buongiorno a tutti, sto benissimo, dai. Riparte l'attività, ormai siamo finita l'estate, si parte con tutti gli appuntamenti, le tante cose che sono da fare ogni giorno. Allora sindaco, come è andata in provincia? Cosa mi racconta? Come vede lei la situazione? Cambiano un po' gli equilibri o rimaniamo sempre alla stessa stregua? Prossimo anno si voterà ancora? Voi che siete in prima linea, sindaci, siete quelli anche che hanno votato, oltretutto, perché siete i diretti interessati con gli assessori. Cosa mi dice? Come ha visto questa nuova votazione? Diciamo nuova perché, però facce nuove, sì. Prego. Sì, beh, innanzitutto il dato positivo è che tantissimi hanno votato, mi pare quasi abbiamo raggiunto l'85-86% alla fine, quindi tantissimi consiglieri, sindaci sono andati a votare, quindi l'interesse per questo ente che seppur è un ente di secondo livello è un ente importante come la provincia. Per quanto ci riguarda il nostro piccolo siamo riusciti quindi Comune Resana siamo riusciti ad eleggere un nostro assessore, l'assessore Matteo Bellinato, che è il nuovo consigliere della provincia di Treviso. Anche lui un civico, quindi non schierato direttamente con i partiti, quindi non ha una testa di partito, quindi porterà un po' la voce del territorio nostro della Castellana, ma anche dei vari sindaci che magari non si riconoscono o comunque non sono direttamente, chiamiamoli, controllati da un partito. Quindi poi gli equilibri là starà un po' il presidente Stefano Marcon, che sicuramente ha l'esperienza giusta per capire come creare la sua nuova maggioranza che avrà per questi prossimi 2 anni di presidenza. Anche perché il prossimo anno si vota un'altra volta alle regionali e bisogna capire anche gli equilibri politici come saranno. Era un banco di prova quello di domenica o sbaglio, sindaco? Sì, era un banco di prova, però attenzione, i dati sono molto diversi perché qua hanno votato i consiglieri e amministratori che magari molti sono stati eletti dai cittadini 3, 2, 4 anni fa. Quindi magari gli equilibri attuali non so, vediamo che a livello nazionale Fratelli d'Italia magari è un passo in avanti rispetto alla Lega, mentre nella nostra provincia di Treviso molti amministratori sono ancora del partito Lega Nord, quindi magari hanno avuto più consensi, quindi mi pare che adesso i consiglieri sono 6 in quota Lega, chiamiamo così, 4 in quota Fratelli d'Italia, quindi non so se sarà la stessa cosa il prossimo anno, i scenari politici cambiano ogni giorno, vediamo che sono tanti movimenti. Sì, senta sindaco, lei appunto fa politica anche se è una civica da tanti anni, poi anche sindaco. Come vede questa avanzata di Fratelli d'Italia? Perché abbiamo sentito i numeri, abbiamo visto anche quando si sono riuniti la scorsa settimana, hanno dei numeri importanti. Se l'avrebbe mai aspettato qui nel profondo nord, nella profonda Lega, perché diciamo la verità, il territorio era Lega. Ecco, 4 nuovi nomi in provincia sono tanti, e infatti la Lega ne ha perso uno, da 7 è passata a 6. Ecco, come vede questa avanzata di Fratelli d'Italia? Beh, qui è inutile nascondere, c'è l'effetto Giorgia Meloni, diciamo che chiaramente a livello nazionale sta raccolto comunque stando ai numeri consensi importanti, quindi l'onda lunga di Giorgia Meloni sicuramente sta portando vantaggio a Fratelli d'Italia e qui nel nostro Veneto, in provincia di Treviso. Chiaramente qua c'è a differenza della Lega che ha già una struttura di partito, quindi diversi amministratori, consiglieri, sindaci, assessori, cioè deve creare un po' negli anni, creerà, io auguro, una struttura di partito, quindi con nuovi esponenti, con nuovi amministratori. Già ce ne sono, alcuni ho visto magari prima erano nel partito della Lega, adesso sono passati i Fratelli d'Italia, però vedo che si stanno sicuramente muovendo bene ed effettivamente il risultato con 4 consiglieri provinciali mi pare ha raddoppiato rispetto all'altra volta, quindi un bel risultato. Non so se nelle loro aspettative c'era qualcosa di più. Chiaramente, ripeto il discorso che ho fatto prima, gli amministratori, chi ha votato magari è stato eletto dai cittadini qualche anno fa, quindi magari le percentuali della Lega erano molto più alte rispetto a Fratelli d'Italia, quindi ecco anche il motivo per cui magari un
un favore per la Lega che c'è stato in queste consultazioni di secondo livello è stato superiore rispetto a quello di Fratelli d'Italia. Allora, sentiamo adesso invece Narciso De Rosso, presidente senior Coldiretti Treviso, perché ha detto una frase che mi ha colpito molto, forse qualcuno dovrebbe riflettere su quello che ha detto Narciso: pensionati una risorsa, non vuoti a perdere. Ecco, io il vuoto a perdere lo sentivo da qualcuno con le persone di colore, invece lei ha specificato molto bene che i pensionati non sono vuoti a perdere. Lei in Coldiretti da una vita, com'è la situazione anche politica che lei vede, Buongiorno Presidente? Signor Sindaco e buongiorno agli ascoltatori. Sicuramente io la vedo che la politica non mi sono mai interessato, diciamo sono interessato, ci tengo perché è quella che secondo me deve portare avanti i problemi. Diciamo che deve essere più a fianco dei cittadini. I sindaci ne sanno qualcosa, io oltretutto faccio parte anche della protezione civile, ogni tanto diamo una mano ai nostri sindaci per lavori. So che la provincia ha in mano tante cose, tanti lavori. Diciamo di essere più vicini ai cittadini. La politica non deve essere una cosa a parte, deve essere a fianco. Come è a fianco adesso, sono partito diciamo da piccolo con la Coldiretti. Coldiretti sono partito 60 anni fa, a 14 anni, e ho visto tante situazioni legate alla politica, sempre anche di antagonismo. Oggi secondo me è cambiato canale, è cambiato nella maniera secondo me giusta, di essere a fianco dei coltivatori, di essere a fianco con Campagna Amica, con i nostri prodotti, valorizzarli, perché la valorizzazione secondo me è quella che, ecco, una cosa un po' che mi rammarico che le aziende, la monocultura, ormai tutti siamo legati al prosecco, anch'io ho una piccola azienda e secondo me l'azienda agricola per essere completa deve essere un po' come che ero una volta fino al 2008. Nel 2008 avevo stalla, avevo latte, avevo il concime per le viti, logico, si faceva tutto in casa. Adesso è cambiato un po' Sì, ma Presidente, potremmo messo beva vin e mangiar foglie de vin, perché ormai, come dice lei, cioè il prosecco regna sovrano dappertutto. Io non dico dove, ma ho visto dei terreni dove c'erano dei fruttetti meravigliosi, via tutto. Purtroppo. E via col glera. Abbiamo Rinaldo da Venezia, poi sentiamo la risposta del Presidente e anche di Stefano Bosa, sindaco di Reggiana. Vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno a tutti gli ospiti. Saluto volentieri questo agricoltore qua, che è una persona giusta. Questo qua è una persona giusta. Ed ha detto le parole più belle della giornata, questo signor qua. Ed ha detto che è uno dei politici e di fatti si è fatto quello che è fatto, e è uno che si è sempre staccato la vita. Non è politica, non c'è mai davanti qua è politica, sempre con i bracci, bravo, e merita quello che ha. E dopo mi sono stato 80 anni sul mercato perché sono nato di frutta e verdura degli agricoltori, mi ricordo bene, anche quelli di una volta, non adesso che si figli, che c'è tante robe, non buttava via niente o gli dava i possei. Va bene, quando che la roba non la vendeva e toccava buttarla via, sono cose che sono un mestiere duro, che quando che aveva 20 mani una volta, adesso è giusto se vogliate, se qui che gli da mangiare al popolo, il governo dovrebbe darvi azione all'occhiello solo per quello che faceva, perché e meno sane 5 euro al chilo, quello che vedremo dare. Adesso
per i mercati, non è vero niente, c'è solo sfruttamenti di sta, perché di sta, quando che il succhete viene a tonnellate e costa 4 euro al chilo, è impossibile, no? È conveniente comino, perché c'è dei momenti che la roba costa soldi e dei momenti che la roba costa tanto di manco. Dopo, con la scusa dei supermercati, il prezzo è parolino, perché un contadino va e dice se compro tutto, va bene, infatti un prezzo. Quando viene fuori la roba che dice, il direttore dice no, guarda che non posso darti i soldi qua, e dopo si combina. Ma bisogna dire che i supermercati di verdura solo, i fa 6 euro, no? Io 4, 5, 6 metti insieme e fa un supermercato di verdura e basta, quello che concerne l'agricoltura. Comunque ne faccio bravo, ti faccio tanti auguri, perché ti una brava persona, solo da come che ti va a parlare. Ciao Mirella. Ciao Rinaldo, infatti il guadagno lo fai quando lo compri, non quando lo vendi, è là che fai il guadagno. Forse è meglio anche spiegarlo a qualcuno che quando compri e paghi che fai il guadagno. Allora, come commenta, Presidente? Sentiamo poi anche Stefano Bosa, ecco le parole del nostro Rinaldo e anche terminando quello che stava dicendo, prego. Ho capito un po' che il problema è il commercio, diciamo, delle cose. La filiera. La filiera. Difatti noi stiamo portando avanti questa filiera dal consumatore, dal produttore al consumatore, e secondo me questa è la via migliore anche per contenere i prezzi, contenere le spese. Noi sinceramente lavoriamo per il consumatore, non lavoriamo e difatti io posso dire una cosa, non ho mai messo nella mia vita i soldi al primo posto. Al primo posto ci deve essere per me il rispetto della persona prima e il rispetto dell'ambiente. Sicuramente sono due cose che noi dobbiamo tramandare a quelli che prenderanno in mano le nostre aziende. E arrivo anche a questo perché noi non siamo eterni e dobbiamo assolutamente le nostre aziende darle in mano ai nostri figli o a quelli che prenderanno in mano, perché alla fine questo dobbiamo insegnare ai giovani che l'agricoltura, io vedo, ho 2 figli e posso dire che la teoria l'hanno fatta, adesso c'è la pratica, ma riusciranno molto meglio di noi, nel senso che hanno alle spalle lo studio. E per me, prima di tutto, prima di prendere un'azienda in mano, ci deve essere anche la capacità di arrivarci prima. Noi ci siamo arrivati in 60 anni, loro possono arrivarci molto meno. Io la penso così, i voti a perdere, noi non dobbiamo assolutamente essere sul fiato delle orecchie dei nostri figli con le aziende, dobbiamo lasciarli sbagliare, perché ho sbagliato anch'io, ho sbagliato in tante cose, però dai sbagli si riesce a formarsi. Infatti l'uomo forte è quello che cade e poi si rialza, però poi si rialza. Non quello che non cade mai. Diciamo che noi, ecco, diciamo di lasciare le aziende, alla fine noi le aziende le abbiamo in accomodato d'uso. Non le abbiamo, mio non c'è niente, mio, tuo, compagnia. Noi siamo qua, siamo un periodo e dobbiamo comportarci sinceramente. Poi ci sarà il passaggio di generazione. Ecco, è un passaggio che sia anche, e anche le istituzioni qui ci devono dare una mano. Beh, sono passaggi, anche loro passano, noi rimaniamo, no. Loro passano fortunatamente più di qualcuno. Allora, Sindaco, una cosa che ha detto importante il nostro Narciso De Rosso, il rispetto per l'ambiente. Io vorrei rispondere a quella signora che ha telefonato, che avevo
appunto Lega Ambiente in studio, che ce l'aveva con gli ambientalisti, dico a questa signora che domenica 29 settembre sono stati raccolti sul Piave Aspresiano 23 sacchi di rifiuti con persone che andavano tra i 3 anni e gli 82 anni, visto i sacchi a perdere, come diceva il nostro Narciso De Rosso. Allora, io vorrei anche far capire che bisogna avere anche rispetto di quando si chiama anche con degli ospiti, nel senso che tu la puoi pensare come vuoi, ma dire che gli ambientalisti fanno solo danni e che dicono sempre di no, abbiamo avuto anche un esperto ieri, questo fa male, perché poi sono quelli poi che riescono anche a fare le cose che magari qualcuno che telefona non fa, che è quello di pulire. Come vede lei la situazione, questa mancanza di rispetto di molti cittadini, perché è la verità? Ecco, questa plastica che trovi dappertutto, questi sacchetti, basta vedere anche al mattino quando si esce e fai un percorso di strada buttati lungo i fossi, eppure c'è una raccolta differenziata. Ecco, questo fa male, perché poi ecco, noi dobbiamo trovare queste associazioni di volontariato, e lo dico chiaramente, che vanno a pulire, perché veramente i sindaci hanno la coperta cortissima, non è che riescono ad arrivare dappertutto. Però se non ci fosse questo mondo del volontariato, chissà cosa troveremmo. Cosa dice Sindaco anche in merito a quello che sia della telefonata di Rinaldo e a quello che ha detto anche Narciso De Rosso? Prego. Beh, il Presidente De Rosso ha detto una cosa importante: siamo di passaggio, siamo tutti di passaggio, quindi abbiamo incomodato d'uso non solo le aziende, chiamiamo comodato d'uso, ma anche l'ambiente, quello che ci circonda, cioè non è che se lo portiamo via o dobbiamo consumarlo tutto, ecco il discorso dell'inquinamento, dei rifiuti, tutto quanto. E un altro passaggio che ha detto il Presidente, che vorrei sottolineare, sicuramente è un problema che magari anche lui l'ha sentito parlare, ha affrontato. Noi dobbiamo spingere per un'agricoltura che continui a farci prodotti, quindi che provengono dalla terra, però se la spinta invece va in un'altra direzione, e mi collego a un problema che c'è recentemente del fotovoltaico, dell'agrifotovoltaico, del fotovoltaico a terra, quindi qua andiamo a penalizzare l'agricoltura. Quindi non so se avete seguito poi il dibattito che c'è negli ultimi mesi, è che si sta incentivando anche giustamente dal punto di vista di questi impianti fotovoltaici, che però vanno a discapito dell'agricoltura, cioè il proprietario terriero a un certo punto potrebbe dire: ma anziché coltivare le melanzane o non so, i pomodori, faccio l'impianto fotovoltaico, mi rende di più. Ed ecco che l'equilibrio prezzi-mercato non c'è più, quindi può essere che certi prodotti agricoli vanno alle stelle perché effettivamente magari c'è una produzione minore, e magari perché andiamo a sfruttare questi terreni con il fotovoltaico. Quindi è un problema che immagino il Presidente De Rosso avrà anche già sentito, anche per quanto riguarda la coltivazione di vigneti. Quindi questo qua è un passaggio importante che dobbiamo stare attenti. Io sto guardando con il mio comune, stiamo cercando un po' di limitare quello che è, purtroppo però è stata una decisione della legge finanziaria 2 anni fa che ha dato agevolazioni importanti per chi va a installare pannelli fotovoltaici nei terreni anche agricoli, da priorità chiaramente nei terreni magari ex discariche, ex terreni bonificati. E poi però c'è comunque una normativa che prevede l'installazione dei pannelli fotovoltaici senza grandi possibilità che i vari enti possano bloccarli, a ridosso di quelle che chiamiamo le aree artigianali industriali. Siccome qua nel nostro territorio è denso di queste piccole aree artigianali, significa che in prospettiva potremo coprire tutti i nostri terreni con pannelli fotovoltaici anziché avere la produzione agricola. Ed ecco che quindi forse non stiamo pensando al bene anche dei nostri figli, stiamo pensando magari a un interesse economico immediato, e la cosa secondo me non va bene, come non va bene per altri discorsi che abbiamo fatto prima. Ho sentito la telefonata che c'è stata prima. E per quanto riguarda il rispetto dell'ambiente con gli ambientalisti, Sindaco? Rispetto all'ambiente non bisogna essere ambientalisti o non ambientalisti, è un obbligo rispettare l'ambiente. È un rispetto che deve essere naturale, non dovrebbe neanche esserci questi ragionamenti, nel senso che l'ambiente è quello e basta, dobbiamo tenerlo, lo abbiamo ricevuto
in buone condizioni, dobbiamo lasciarlo ai nostri figli, nipoti che saranno in buone condizioni, se non migliori, quindi non possiamo consumare l'ambiente, cioè, quindi anche i rifiuti che vedo per terra, esempio nel nostro comune abbiamo praticamente 2 operai che, non dico ogni giorno, ma sicuramente una volta a settimana, girano tutte le stradine per recuperare i rifiuti lasciati lungo le strade. La cosa è assurda, perché cavoli, ci sono i cestini, c'è la possibilità di portare a casa i rifiuti e avere una raccolta porta a porta, quindi anche di raccolta differenziata che possiamo anche aiutare lo smaltimento, poi che quindi abbassare le tariffe. No, c'è ancora qualcuno che si ostina a buttare i rifiuti lungo le strade, lasciare i rifiuti per terra e magari non avendo rispetto dell'ambiente e delle altre persone, perché è un discorso di educazione, di rispetto anche Però parliamo anche, sindaco, anche di aziende che fanno delle discariche a cielo aperto. Perché sempre, qua, cioè, dobbiamo anche capire prima che non è solo qualche cittadino, ci sono anche fior di aziende che scaricano dove meno te l'aspetti e poi ci ritroviamo con una discarica a cielo aperto. Per fortuna che abbiamo le telecamere, io metterei le telecamere dappertutto. Qual è il problema? Ecco, io proprio, grazie alle telecamere se riusciamo a scoprire tante cose, perché veramente... per risparmiare soldi, quindi è un discorso economico, ma come diceva prima il Presidente, non possiamo mettere prima i soldi. Cioè i soldi sì, sono importanti, servono per vivere, ma prima dobbiamo vivere e quindi dobbiamo rispettare l'ambiente. Le aziende che magari per risparmiare nello smaltimento dei rifiuti buttano i rifiuti lungo i fiumi, non so cosa, o discariche abusive, magari hanno un risparmio economico immediato perché magari non pagano lo smaltimento, ma stanno facendo pagare questi costi a tutti quanti e vengono moltiplicati questi costi. Quindi spero che questa mentalità sbagliatissima cambi e anzi sono sicuro che sta cambiando, anche perché giustamente li stiamo verificando, scoprendo anche attraverso i nuovi sistemi di sorveglianza. Allora sì, abbiamo sentito il sindaco Bosa, Narciso De Rosso, ma una volta era così o c'era più rispetto dell'ambiente? Parliamo anche perché giustamente lei dice io ho una storia anche in agricoltura. Ecco, c'era più rispetto dell'ambiente oppure è venuto un po' meno anche da parte di certi agricoltori? Ma diciamo che ultimamente la raccolta che la fanno ogni anno, ogni agricoltore, ogni azienda agricola ha i suoi cassonetti e specialmente i rifiuti, quando di tutte quelle cose che adoperi per trattare le viti vengono a prendere come rifiuti speciali. Diciamo che oggi come oggi è molto più corretta, secondo me. Una volta c'era un po' l'acqua di rose. E dopo, io proprio sabato abbiamo fatto una pulizia di un torrente a Susegana con la protezione civile e con vari alpini. Diciamo che c'è una bella pista pedonale, c'è un corso. Io dico alla gente, invece che la bottiglietta, visto che ci sono... Cosa avete trovato, Presidente? Che ci sono i vari raccoglitori, ma perché uno deve prendere la bottiglia e buttarla nel torrente? No, ma cosa avete trovato domenica? Un po' di tutto. Ecco. Diciamo che specialmente bottiglie o compagnia bella, dopo danno colpa all'altro o quello all'altro, ma questo si tratta di rispetto. E secondo me se uno rispetta non fa queste cose. Infatti ieri avevo tutti i bambini della scuola materna a casa mia, nostra, hanno vendemmiato, gli ho insegnato a pigiare l'uva, il torchio, come si faceva 60 anni fa. E posso dire che l'insegnamento ai bambini, ho visto proprio il sistema, la cartina della caramella, tac, la mettono sul cassonetto. Ho detto questo è il sistema secondo me da fare, questo è il sistema da fare. Purtroppo ancora noi ogni anno facciamo la giornata ecologica a Susegana e posso dire che troviamo di tutto.
anche sulle strade buttano il sacchetto. Insomma, questa è inciviltà. Secondo me bisogna cambiare, ma non serve, servono multe salate, serve qualcosa di toccarli sul portafoglio. Sentiamo come commenta il sindaco Bosa. Servono sanzioni pesanti, molti cittadini sono favorevoli a questo, la sanzione pesa, prego. Sì, la sanzione pesa, però secondo me bisogna partire dall'inizio, quindi educazione al rispetto, educazione. Io ho fatto qualche anno fa, all'inizio del mio mandato, una mossa, quasi una provocazione. Nei parchi pubblici, noi non abbiamo grandissimi parchi, però dei giardini all'interno delle zone residenziali, ci sono dei cestini, quei cestini per la raccolta dei rifiuti. Ho detto, li togliamo. Perché secondo me non sono zone di passaggio che passano turisti che quindi magari non hanno modo per portarsi a casa i rifiuti. Li togliamo per insegnare ai ragazzi, ai bambini che vanno nel parco a portarsi a casa il rifiuto, quindi è la confezione della merendina, qualcosa. Non è un discorso di risparmiamo nei cestini, ma creiamo questa cultura nei bambini in particolare, quindi quelli che dovranno poi vivere questo ambiente, di portarsi a casa, capire di portarsi a casa il rifiuto. Quindi se vado a fare la passeggiata non posso, come diceva prima, lanciare la bottiglietta, lasciare per terra la carta, no, porto a casa un sacchettino, alla fine lo porto a casa, cosa cambia? Quindi è anche un discorso di, ripeto, educazione. E come è stata presa questa iniziativa, sindaco? Beh, all'inizio qualche genitore, no, ma io come faccio? Devo portarmi a casa i rifiuti, ma non è, cioè abiti a 2 passi, non stiamo parlando che vieni a Resana da Treviso, sei qua, quindi in zona, quindi puoi farlo, quindi, ripeto, non sono zone turistiche in cui magari il turista arriva da lontano, difficilmente riesce a portarsi a casa i rifiuti, quindi il cestino magari chiaramente è utile, è obbligatorio, deve esserci, ma zone all'interno di zone residenziali, quindi secondo me un po' alla volta li abbiamo abituati, vedo che qualcosa c'è, dopo chiaramente qualcuno non abbiamo lasciato i cestini, abbiamo diminuito il numero di cestini però, perché effettivamente prima magari qualcuno che i rifiuti di casa li portava nei cestini, cosa che abbiamo Elda da Macerata, poi continuiamo, vai Elda. Extracomunitari, attenzione, perché quello che sto vivendo è sulla mia pelle, caro mia, altro che extracomunitari, qua, veneti. Prego, dimmi. Elda? Dimmi, ciao Mirella. Ciao, dimmi. Cara. No, ci ho provato ancora a parlare con te, ma non riesco a comunicare, poi mi emoziono. Guarda, ti ringrazio per l'argomento che stai parlando, perché riguarda anche a chi butta sotto, sai? Sì. Io vivo da anni una situazione, Mirella, che mi buttano sotto di tutto. Ti avverto che non sono extracomunitari. Grazie Elda, molto chiara Elda, perché è facile passare un attimo, ti dico solo che a me, no, ma lo sanno le autorità, lo sanno i carabinieri, i vigili come si dice lì del comune, lo sanno gli assistenti sociali, poi oggi i miei che hanno visto. A me sai cosa hanno regalato? Le cacche venerde, scusa, in dialetto, cacche di cane e di gatto, qualche gatto magari sarà anche riuscito a farla qua dentro, però c'è qualcuna che magari la fa sul suo e la butta da me, le regalie che ho avuto io, cani e gatti. Abbiamo capito Elda, molto chiara, il rispetto appunto anche del vicino. Andiamo avanti perché devo andare anche in pubblicità. Grazie Elda, sono contenta che hai preso la linea e hai anche parlato. Ecco, il rispetto è quello, il rispetto del prossimo, della comunità, è questo che manca a qualcuno, non a tutti, ma a qualcuno. Secondo me è proprio questo che manca, perché alla fine, ma più che sanzioni per chi non rispetta, io li farei lavorare, nel senso che ho visto che c'è tanto lavoro sui fiumi, anche sui pulire gli argini, perché si fanno le piste ciclabili sugli argini, però poi c'è da pulire, c'è da mantenere queste cose, perché è facile fare, io ho visto anche a casa mia, è facile fare, però lei dopo a mantenere le cose, che è molto più difficile, nel senso che tutti i giorni bisogna
bisogna pulire, bisogna... Sì, però vede, c'è qualcuno che oltre a non fare danneggia anche quello che qualcuno fa. Purtroppo quello è il problema. Allora, quando questa persona fa questo bisogna punirla, anche lavorando come dice lei. Sindaco, ma perché è così difficile far lavorare chi sbaglia? Allora, io ho avuto ieri un'avvocata che è anche presidente delle pari opportunità regionali, ho avuto un giudice il quale ha detto che non si può obbligare a fare sport perché la legge non prevede a chi delinque e commette reati. Ma perché è così difficile veramente anche per voi impiegare queste persone che hanno commesso reato a lavorare? Ma scusate, se questo ragazzo, come ha telefonato quel papà in diretta, sindaco, ha sbagliato, ha commesso un reato a scuola, è stato sospeso e mi ritrovo mio figlio, ha detto, sul divano con le gambe per aria, che non fa niente dalla sera alla mattina ed è anche contento così sta a casa da scuola. Ma è questa la sanzione che devono dare a mio figlio, oppure fargli lavorare, fargli fare qualcos'altro sarebbe molto utile? Ma sa che arrabbiato era questo papà? Ma allora c'è qualcuno che ci naviga su questo, ci marcia, perché non è possibile che noi continuiamo, voi stessi sindaci, a essere in mano a un branco, perché sono un branco rispetto ai ragazzi che si comportano bene, di piccoli bulletti, ma stiamo scherzando, e hanno il pugno in mano, hanno il coltello dalla parte del manico, perché la legge li protegge, perché sono minori, non possono obbligarli a fare sport, non possono obbligarli a farla lavorare, ma stiamo scherzando, sindaco? Ma allora, se non sbaglio, questo papà si lamentava che la scuola, cioè, non gli faceva fare un'attività di lavoro o di qualcos'altro come punizione? Sì, questo è il pensiero. Sì. Però dico un'altra cosa. Ok, la scuola perché magari non può farlo perché non ci sono normative. E il papà? Cioè il genitore deve era sospeso a scuola e lui non faceva allora niente a casa. Lo fa lavorare, gli fa fare pulire per terra, pulire il giardino, pulire il marciapiedi, sistemare le cose. Quindi anche noi genitori, secondo me, dobbiamo avere un po' di polso, non dico di ferro, ma nel senso essere se ci sono le punizioni da dare vanno date. Forse manca un po' quello a partire dalle famiglie per arrivare anche alle istituzioni, purtroppo è così. Ma infatti il pensiero di questo papà, a mio avviso, Singa, non era in quanto io cosa posso fargli fare, era questa sospensione che lui diceva, ma è così che si deve fare quando uno manca di rispetto o compie un reato, oppure si dovrebbe dare una punizione esemplare, magari anche andando a fare la scuola invece di sospenderlo anche il pomeriggio e dopo la sera fargli fare qualcos'altro. Ha capito? Forse il pensiero era questo, ma questa è la punizione perché un ragazzo sbaglia. Prego, sindaco. No, ma è giustissimo, infatti adesso mi ricordo il mio piccolo, quando ero a scuola sbagliavo qualcosa, non è che mi sospendessero, non so, mi ricordo che un professore, che tra l'altro è stato anche il sindaco di Desana, mi aveva fatto scrivere, non so, 1000 volte la frase che avevo sbagliato, l'ha sbagliata, no, non lo fai 2000, 3000, arrivavi a 10.000, cioè punizioni, chiamiamole severe. È questo forse che manca adesso, cioè se succedeva ai nostri tempi penso che andavamo a casa con una nota o qualcosa, cioè altro che sospensione, avevi altri problemi a casa, quindi secondo me manca un po' di serietà su queste cose, quindi vanno trattate in maniera diversa. I ragazzi non possiamo far crescere ragazzi che hanno solo diritti, devono capire che ci sono anche i doveri. Sentiamo come la pensa anche Narciso De Rosso. Io penso, anche nonno poi oltretutto. Oltretutto anche nonno. Io penso una cosa, diciamo che manca, ormai ultimamente, manca la famiglia. E l'ho detto parecchie volte. Noi ci hanno accusato di essere patriarcali, di essere quello. Ma alla fine è anche questo liberalismo che c'è. Liberalismo che secondo me tutto parte, anche i giovani, tutto parte dalla famiglia. Purtroppo le famiglie oggi sono libere, diciamo che i figli, i genitori purtroppo devono andare a lavorare, sempre la questione dei soldi è al primo posto, perché al primo posto c'è le comodità, ci sono i soldi, c'è tutto quello che naviga attorno, no? E purtroppo si abbandona i figli per le strade.
si abbandonano i figli. È logico, l'altro giorno sono andato in cerca di un ragazzo di 14 anni che era scappato di casa. Purtroppo andiamo a monte e vediamo cosa manca. Abbiamo visto cosa manca. Secondo me bisogna tornare un po' a... So che tornare indietro non si può perché ormai al primo posto ci sono quelli. Però torno a dire che fare un passo indietro è mettere sempre al primo posto e torno a dire il rispetto tra di noi, il rispetto delle persone, il bullismo non ci sarebbe più, basta che un genitore cominci anche a essere un po' più severo a casa. Senta Narciso De Rosso, molti dicono, e lo chiedo anche al sindaco Bosa, a molti genitori, anche ospiti che ho e anche insegnanti, che è difficile fare il genitore. Ma è proprio così difficile? Una volta avevano 8, 10, 12 figli, poco da mangiare, tanto lavoro, non c'erano questi atti di vandalismo come ci sono adesso, c'erano degli orari e delle regole. Ma secondo lei è proprio così difficile fare il genitore oppure è difficile dire di no perché dire di no ti impegna? Ecco, dire di no impegna. Ha detto, è giusto quello che ha detto lei. Purtroppo non è facile fare il genitore, specialmente al giorno d'oggi. Una volta era più facile. Una volta era più facile perché? Perché si metteva là, si dava delle regole. Oggi invece le regole pesano per i genitori. Secondo me bisogna fare un passo indietro, torno a dire, e cercare di essere un po' più anche severi nei riguardi dei figli. Sentiamo cosa dice il sindaco, poi andiamo in pubblicità. È così difficile fare il genitore oppure il sì è molto più facile e ti lascia libero, il no invece complica che tu devi spiegare quel no, devi impegnarti molto. Prego. Fare il genitore è un mestiere più difficile, dicono, quindi sicuramente sì, è difficile fare il genitore, è difficile farlo in questo periodo in cui il benessere, perché non ti nascondersi, rispetto a 50, 60 anni fa c'è un benessere importante che ci porta a dire che certi no sono difficili da dire, magari una volta era più semplice dire di no. E adesso abbiamo ragazzini, bambini che a 10 anni hanno tutto, a 14 anni hanno tutto, quindi ecco il discorso del bullismo, di queste bande di giovani, perché si annoiano perché hanno tutto. Hanno già sperimentato tutto, hanno già avuto tutto nella vita, hanno già avuto tutto quello che gli serve, è stato dato. Forse dobbiamo capire che non facciamo il bene dei nostri figli dando tutto. Dobbiamo anche capire che limitando le cose, comunque far capire ai nostri figli che certe cose sono difficili, servono delle fatiche, la vita non è solo, ripeto come ho detto prima, solo diritti, ma ci sono anche tanti doveri da fare, quindi magari questo passaggio culturale va fatto. Quindi quello che invidio io alle generazioni precedenti è questo, c'era questa difficoltà nel vivere che ti faceva pesare il valore delle cose, cosa che adesso secondo me non c'è più, è stata superata. Grazie sindaco, pubblicità. Un presidio davanti a Coldiretti, indetto da Fly CGL, Fai Cisl e Will a Will, per chiedere a gran forza un aumento salariale da parte del comparto dei lavoratori agricoli in fase di rinnovo dei contratti provinciali di lavoro scaduti il 31 dicembre 2023. L'esiguo aumento proposto dalle associazioni datoriali, si parla di un 6% per il biennio 2024-25, è insufficiente per rendere dignitoso un lavoro faticoso ed essenziale come quello degli operai agricoli, in un comparto in continuo sviluppo e martoriato da episodi di caporalato anche nel Veneto. Il recupero della manodopera è uno dei problemi del settore, dove le aziende però si dimostrano molto latitanti e credono che insomma, per il nostro settore non valga la pena erogare retribuzioni che portino insomma, a un livello appunto retributivo decente per gli stessi lavoratori agricoli del settore. Appetibilità, legalità e sicurezza sul piatto delle richieste. Dobbiamo dare dignità con il rinnovo di questo contratto provinciale ai lavoratori che tutti i giorni, ricordiamo anche durante il periodo del Covid, erano voglio dire, presenti
sui campi per raccogliere il cibo che poi arrivava sulle nostre tavole, quindi il sacrificio è sempre stato fatto e continuano a farlo questi lavoratori ed è giusto che abbiano le loro soddisfazioni. Altri due punti importanti per il rinnovo di questo contratto è anche la legalità nel mondo del lavoro agricolo e anche sicuramente la sicurezza nel lavoro, poiché il settore agricolo insieme a quello edile sono i settori più martoriati da morti sul lavoro. Senza dimenticare appunto i fenomeni di caporalato che con la vendemmia alle porte potranno comparire in modo anche più massiccio. Stiamo riscontrando che nelle campagne del Veneto e nel Trevigiano abbiamo una forte componente di sfruttamento lavorativo. Le indagini e i casi che sono emersi nelle ultime settimane lo testimoniano. Noi da questo punto di vista stiamo cercando di contrastare il fenomeno attraverso il monitoraggio degli appalti, perché gli appalti sono il volano che alimentano lo sfruttamento lavorativo e il caporalato nel settore. Allora, Narciso De Rosso, abbiamo sentito che c'è qualcosa che non torna nella filiera. Allora, l'agricoltore, specialmente quello piccolo e medio, quando vede il prodotto se lo vede pagare pochissimo. La persona che lavora dall'agricoltore, quasi tutti, anche legalmente, il lavoro è retribuito pochissimo. Alla fine, quello che guadagna più di tutti è l'ultimo della filiera che vende. Ho capito, però non si può dire perché è sempre stato che si possa andare avanti così, Narciso. Bisogna anche cambiare regole, perché se uno continua a dire ma se sempre no, bisogna cambiare, bisogna dare il giusto valore al lavoro di tutti, e non che alla fine quello che ha il maggior recupero di denaro vero, al netto di tutto, è l'ultimo della filiera. C'è qualcosa che non va. Prego, Narciso. L'ho detto prima, il rispetto. E anche qua io rispetto le idee degli altri, però non vorrei che ci fosse la solita politica per prendere i voti da una parte e dall'altra. Io dico che in questi tempi c'era la vendemmia. Io, il sottoscritto, ho preso un'agenzia e sono venuti a vendemmiare. Li ho pagati a 18 euro più IVA. Sentite? Quelli che sono venuti a vendemmiare. Posso dire che questo, secondo me, è la vera via da intraprendere. E la Coldiretti ha fatto i contratti, sì, diciamo che ha fatto i contratti e so benissimo cosa abbiamo pagato, insomma. Alla fine, se li paghi vuol dire che anche hai la possibilità di pagare? Bravo, ma oltretutto, secondo me, sono sempre stato contro il caporalato. E la Coldiretti è sempre stata contro il caporalato, e lo posso dire apertamente a tutti, anche agli altri organizzazioni sindacali, che rispetto, perché alla fine su queste cose, anche sui prezzi, dovrebbero sempre avere un accordo. La diplomazia vince su tutto. Lo scontro, secondo me, non è nel mio carattere, e l'ho detto all'inizio, lo scontro perde, la guerra perde il vincitore e anche il vinto. Sentiamo cosa ne pensa il sindaco Bosa, se lo scontro fa perdere o fa vincere. Prego, sindaco. Lo scontro fa sempre perdere. E, tornando al discorso, il lavoro va pagato. Sicuramente va pagato. Sfruttare le persone è un reato, come è rubare, quindi siamo alla stessa stregua. Quindi non conosco adesso i problemi delle raccolte, dei vigneti, so che ci sono stati questi sfruttamenti di persone. Spero che venga punito chi ha sfruttato le persone, perché il lavoro va pagato, va riconosciuto quello che uno fa, quindi anche per
portare avanti una cultura del rispetto, come dicevamo prima, va fatta questo passaggio. Sì, ma capisce Bosa, capisce, Narciso ha detto una cosa importantissima, perché parla lui non è un politico, avete sentito, parla chiaramente. Lui ha detto: io ho pagato 18 euro e non ha detto ho pagato troppo, è stata una spesa che non potevo sostenere, ho pagato quello che dovrebbe essere di diritto per una persona che lavora. Allora capisce bene che questi contratti che sono stati firmati sono contratti che prevedevano i 5 euro, 6 euro, 7 euro all'ora, perché è tutto legale, non è che abbiano fatto, lasciamo perdere il caporalato, quello che prevede la legge. Allora capisce che qua qualcuno ci ha giocato, perché qualcuno avrà pur firmato questi contratti che prevedono questa cifra. E giustamente De Rosso dice: forse qualcuno ha anche sbagliato, ma se ci si mette attorno ad un tavolo e si cerca di fare non il tuo interesse, ma quello della comunità e del lavoratore e anche dell'agricoltore, forse ne veniamo fuori. Ma finché sui tavoli di concertazione non viene messo in primo posto il lavoro e il rispetto del lavoro a 360 gradi, solo per un tornaconto personale, noi non andiamo da nessuna parte. Prego Bosa. Sì, in questo caso però ho visto che c'erano dei sindacati che protestavano per la cifra troppo bassa, ma c'erano loro nei tavoli di contrattazione o no? Cioè chi c'era? Quindi non so adesso qual è il problema, dove nasca. Cioè se l'azienda paga le 18 euro, quella più IVA, 20 euro più IVA all'ora, cioè all'operaio cosa rimane? Perché poi ci sono i contributi, ci sono le tasse, cioè, quindi va fatto un ragionamento su quello che rimane in tasca al lavoratore, perché non può essere una miseria come mi pare sia stato in questo periodo o questi casi che si è parlato. E in effetti quello che appunto si diceva è di fare un tavolo nel rispetto del lavoro, perché il lavoro vuol dire sì quello che lo dà che quello che lavora a 360 gradi, ma questo purtroppo al momento è molto lontano dall'essere. Allora un'altra cosa che volevo sentire anche dal sindaco di Resana: come vede questo autunno, come sta partendo, sindaco? Beh, a livello economico di produttività vedo che c'è un rallentamento, non c'è. I fatti che ci sono a livello internazionale sicuramente non aiutano, quindi c'è incertezza sul futuro, quindi le aziende faticano ad investire a lungo termine, hanno difficoltà, quindi grosse aziende che non investono, quindi poi tutto l'apparato collegato alle grosse aziende va in difficoltà, quindi diminuisce un po' la produzione. Non siamo ancora a livello di preoccupazioni importanti, però i segnali non sono sicuramente buoni, perché effettivamente quello che sta succedendo a livello internazionale, e siccome siamo in un mondo aperto, le nostre aziende lavorano per tutto il mondo, quindi vanno in difficoltà. Ho letto anche recentemente aziende che stanno pensando a cassa integrazione, stanno pensando un po' a ridurre la produzione, a ridurre gli orari, a ridurre i turni, e poi quindi succederà che ci sono padri di famiglia che rimangono a casa senza lavoro, e quindi problemi che speriamo possano essere superati. Soprattutto speriamo che a livello internazionale cambi qualcosa, che magari una colomba di pace porti chissà un po' di pace, un po' di serenità a livello mondiale, che quindi possa ripartire un po' quella che è la fiducia delle aziende e delle imprese internazionali. Sentiamo Narciso De Rosso, come vede la situazione questo autunno che si sta aprendo? Ma l'ho detto prima, è un po'... non vedo anche purtroppo per le guerre che ci sono in giro, io vedo abbastanza buia la cosa, nel senso che abbiamo visto tante industrie anche nostre, diciamo anche nel mio paese, che hanno chiuso, fa un po' di paura questo andamento. Secondo me, come che ho detto prima, tornare indietro l'inquinamento, tutti parlano di inquinamento, tutti pronti per quello e l'altro, però all'estate vogliamo l'aria fresca, l'inverno vogliamo il termosifone. Poi ho sentito che il maggiore inquinatore globale è l'agricoltura. Io penso che
che qualche volta bisogna dire anche la verità. Però qual è la verità di Narciso? La verità fa male, la verità bisogna assolutamente cercare, se vogliamo cambiare anche le questioni economiche e anche le questioni dell'ambiente, bisogna tornare un po' alle origini. Tornare alle origini vuol dire cercare di abbandonare qualche comodità, troppo comodità, perché il riscaldamento va bene, però non con le finestre aperte. Il raffreddamento all'estate va bene, non buttando così. E dopo cercando anche nella mia azienda ho messo i pannelli fotovoltaici, ho fatto dei miglioramenti che secondo me, l'acqua calda, secondo me pompa di calore, quelle cose che potranno aiutarci nell'autunno e nell'inverno. Visto la tecnologia che Passi da Gigante ha fatto, perché bisogna dire la verità. E difatti sono convinto che bisogna anche seguire un po' la tecnologia e quelli che l'hanno inventata. Sa, Sindaco Bosa, cosa ha detto Narciso durante la pausa della pubblicità? Non riesco a capire dove abbiamo sbagliato noi per avere anche queste nuove generazioni che molti di loro non rispettano. Allora io gli ho detto una cosa, vediamo se è d'accordo anche il Sindaco Bosa, che non è che sono loro che hanno sbagliato, sono i loro figli che hanno sbagliato nell'insegnamento e nel rispetto della comunità. E lui mi ha detto, Narciso mi ha detto, ha ragione Mirella, forse è quello che mi ha detto anche mio figlio. Non sei stato tu papà a sbagliare, ma siamo noi, questa generazione che ha sbagliato. Cosa dice Sindaco? Beh, sono d'accordo. Ecco. Sono d'accordo perché ritorno al discorso di prima, il benessere ci ha portato a sbagliare. Il benessere ci ha portato a sbagliare, ci ha forse fatto perdere l'orientamento, capire quali sono i veri valori della società. Che ripeto, non possiamo avere al primo posto i soldi. I soldi servono per vivere, serve tutto, ma non possono essere al primo posto. E il passaggio in questi anni, in questi decenni, in cui c'è stato chiaramente un benessere superiore rispetto ai decenni precedenti, ci ha portato probabilmente a sbagliare, a cambiare obiettivi sbagliando. Ed ecco quindi i problemi, la mancanza di rispetto, la mancanza di educazione, anche del rispetto dell'ambiente, rispetto delle persone, rispetto delle regole, ricordarsi sempre che ci sono i diritti ma ci sono anche i doveri. E la cosa ci ha messo in difficoltà perché effettivamente non l'abbiamo imparato bene e neanche nemmeno forse non lo stiamo insegnando ai nostri figli. Grazie a Stefano Bosa, sindaco di Resano, di essere stato con noi. Grazie a Narciso De Rosso, presidente senior Coldiretti Treviso. Avete capito, parole semplici ma molto chiare. Grazie, pubblicità. E altri due graditi ospiti abbiamo in presenza un ospite che voi forse già conoscete, Filippo Zaro, dirigente sindacale Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità. Grazie Zaro di essere qui. Saluto anche da Roma l'onorevole Luana Zanella, presidente gruppo Alleanza Verdi Sinistra Camera dei Deputati. Grazie veramente anche a lei Zanella di essere qui, veramente grazie onorevole, perché è molto importante che fate questo colloquio, diciamo che non sempre abbiamo la fortuna di vedervi e di sentirvi, e perciò grazie, perché non tutti hanno piacere di metterci la faccia, perché il confronto è sempre una cosa, bisogna vedere come la vede l'onorevole o il senatore, che confronto è. Sa che qualcuno mi dice io vengo ma non voglio il contraddittorio, bene, allora sta a casa, che dico problemi zero, ecco, proprio zero. Allora partirei proprio da Luana Zanella, questo problema che abbiamo ormai della microcriminalità, ma non solo, questa aggressività. Ecco, qualcuno sta cercando di capire cosa è successo. Prima si parlava appunto col presidente del senior della Coldiretti, anche col sindaco di Resana, dove Narciso diceva
forse abbiamo sbagliato noi con i nostri figli. Gli ho detto no, non siete voi che avete sbagliato, ma sono i vostri figli che non hanno più capito l'importanza delle regole, di dare le regole. Infatti ha detto, mio figlio mi ha detto proprio questo: sei tu che non hai sbagliato papà, siamo noi che stiamo sbagliando. Cosa dice, onorevole, com'è la situazione? State cercando di dare veramente anche una risposta a questa microcriminalità, perché non è possibile che pochi riescono a prendere in pugno, avere in pugno sindaci, cittadinanza, forze dell'ordine. Ecco, ci sono anche queste nuove proposte che verranno prese in esame, ma se poi non c'è la certezza della pena, lo dicevo anche a Zaro, cosa facciamo? Prego Zanella. Beh, innanzitutto rispetto, essendo anch'io madre di 2 figli, diciamo che c'è una corresponsabilità, perché si tratta di una relazione educativa. È chiaro che i figli, soprattutto di genitori che hanno avuto la possibilità di dare loro opportunità, sono figli che hanno dei vantaggi, ma bisogna sempre, secondo me, nel rapporto, almeno io ho fatto tanti errori anch'io, per carità, però ho sempre cercato di tenere assieme il discorso del dare, perché ai figli daresti logicamente tutto quello che hai, ma anche di una relazione etica e spirituale, perché il progresso non è materiale. Se è materiale basta, è un disastro. Bisogna che sia anche spirituale, cioè che ci sia quel progredire che fa sì che tu capisci che non sei da solo al mondo, che adesso magari ti senti fortissimo ma puoi essere fragile, che hai bisogno degli altri e delle altre, e che nella nostra interdipendenza dobbiamo sempre mettersi in una posizione non egoistica e non narcisistica e non autoreferenziale. Questo in generale. Poi per quanto riguarda il discorso della microcriminalità, ma la microcriminalità bisogna distinguere anche qui, c'è microcriminalità e c'è una microcriminalità legata alla macrocriminalità. Per esempio lo spaccio di droga, non si può dire che quella sia un'organizzazione di ragazzini, ragazzi, no, quello è l'anello ultimo di una organizzazione molto rigorosa, molto efficiente, molto efficace, molto violenta e molto con difficoltà aggredibile anche da parte delle forze dell'ordine. E secondo me bisogna, e questo è un corno del problema, l'altro sono le vittime sia diciamo della microcriminalità, sia le vittime che sono i ragazzi e le ragazze che vengono sempre di più ad essere dentro il circuito della droga e da cui è difficile anche uscire. Ecco, quello che manca secondo me al presente rispetto a quando anch'io ho fatto l'assessora alle politiche sociali tantissimi anni fa a Venezia, manca la prevenzione e manca la collaborazione tra la parte sociale, gli operatori di strada, le politiche sociali che soprattutto nelle grandi città potrebbero e dovrebbero avere buoni finanziamenti, le forze dell'ordine, tutti i soggetti, scuole, famiglie, eccetera, che devono essere coinvolti in una rete di lavoro comune, di intervento sul territorio, perché rispetto forse a tantissimi anni fa, ma perfino proprio anche 20-30 anni fa, le città sono come lasciate a se stesse e addirittura chi le deve governare ha una conoscenza molto parziale, perché la vede solo dal suo punto di vista. Adesso il sindaco che ho appena sentito, ma molto brevemente perché mi sono collegata da poco, lui probabilmente conosce bene il suo territorio, ma nelle grandi realtà tipo Milano, Roma, anche Venezia, è molto molto difficile se non hai questo rete diciamo di collaborazione che io ritengo fondamentale. Sono sicura che sarebbe un altro discorso. Sentiamo cosa dice anche Filippo Zaro in merito a quello che ha detto l'onorevole Zanella. Prego Zaro.
Allora, la criminalità, sa che io rappresento la sanità, quindi come criminalità noi abbiamo a che fare purtroppo con l'aggressione al personale sanitario e sociosanitario. E devo dire che devo dire che è stato fatto qualcosa, nel Consiglio dei Ministri è stato approvato un decreto antiviolenze che prevede l'arresto obbligatorio immediato in flagranza di reato o anche in differita fino alle 48 ore e pene fino a 5 anni di carcere e 10.000 euro di multa per chi aggredisce e per chi danneggia. Fermo qua perché vorrei anche capire anche che l'onorevole spiegasse. Allora, noi sentiamo queste cifre. Ma dopo chi le paga? Se uno non ha niente, chi paga? No, perché è facile dire 10.000 euro, 5.000 euro, 20.000, ma se uno non ha niente, chi le paga queste cifre? Cioè, vale la pena di puntare su questo oppure varrebbe la pena di dare finalmente la certezza della pena che non arriva? Ecco, perché bravo. abbiamo le carceri strapiene, perciò continuiamo a dire mettiamo in carcere non so dove perché adesso mettono in carcere molto facilmente. Allora capisce che la gente a casa, siccome non è stupida, dice ma cosa ci stanno raccontando questi? Non c'è la certezza della pena, carceri strapiene e allora dove andiamo a parare? Onorevole Zanella, cosa dice? Ma guardi, io ho appena fatto una visita di alcuni carceri del nostro territorio e abito anche tra l'altro qui a Roma vicino a Regina Coeli. Le do assolutamente ragione. Il problema è proprio questo, che torniamo al discorso della microcriminalità, no? E probabilmente bisognerebbe avere certezza della pena, è sacrosanto, perché chi rompe, diciamo, le regole della comunità deve pagare, altrimenti sarebbe assolutamente diseducativo. Ma non è necessario essere messo in queste carceri tremende dove si entra peggio di come sei entrato dal punto di vista della propensione a delinquere, ma delle strutture apposite, penso per esempio a delle strutture più adatte ai minori di quelle che abbiamo, in modo che ci siano, non dico proprio delle alternative alla pena che ci sono già, ma dei luoghi in cui è possibile davvero che coloro che delinquino paghino, ma anche che abbiano ciò che è previsto dalla Costituzione, la rieducazione, la possibilità di reinserire. No, allora onorevole, qua dobbiamo chiarire, perché nel 2023 lo sport è stato messo nella Costituzione, però io ho avuto anche il giudice Borile di fronte alla mia richiesta di far fare dello sport a questi ragazzi che non capisco cosa facciano tutto il giorno all'interno di queste carceri minori, sto parlando dei carceri minorili, che non producono assolutamente niente, anche perché a quell'età hai un'energia che è difficile, ecco, reprimere, la rendono e la tirano fuori nella maniera più sbagliata, aggredendo e facendo di tutti i colori. E il giudice Borile ha detto però purtroppo, cara Mirella, lo sport non è previsto dalla legge, noi non possiamo obbligarli a fare questo sport se non vogliono. Non si possono impiegare nel lavoro perché c'è una burocrazia incredibile. Non è onorevole che qualcuno, come dico io, penso io così, ma sa che io penso e dico quello che penso, c'è qualcuno che ci marcia su questo? Perché noi abbiamo le aziende che chiedono personale, i nostri dicono non hanno voglia di fare niente, non hanno voglia di lavorare lavori umili. E io quando incontro queste persone come lei, ogni tanto ho la fortuna anche di incontrarle, la prima cosa che chiedono è fammi lavorare, perché star fermo su delle strutture tutto il giorno a non far niente a 18, 20 anni, 25, anche con certi fisici che hanno, diventa pazzo. Ma è possibile che non si riesca a capire che forse dobbiamo cambiare registro e ragionare tutti in maniera diversa? Ma è facile dire di no, perché tanto la legge non lo prevede e io devo star fermo. E allora non si può continuare così, cioè le carceri non ci sono, strutture non le abbiamo, prima che si decidano a fare qualcosa ce ne vuole, perché non è che una nuova struttura nasca domani, ma anche il personale, perché dobbiamo dire se anche ci fosse la struttura non c'è il personale. Allora dove si vuole andare a parare secondo lei, onorevole Zanella? Guardi, in base alla mia esperienza
io ho visto, per fare un esempio, il carcere di Belluno. Lì ci sono degli spazi, ci sono delle palestre dove è chiaro che tu non puoi obbligare, non può essere una misura forzata, però ci sono le possibilità, e io ho visto anche quando ero lì, era un andare e riviene di questi giovani che andavano nelle palestre a fare i pesi, a fare adesso le cose. Quello che io ho notato, per esempio, che spazi esterni, tipo il carcere di Pesaro, hanno uno spazio esterno bellissimo, dove addirittura c'è una rete e le persone detenute possono addirittura incontrare attraverso la rete, in questo spazio aperto, i propri animali che non possono portare logicamente in cella. Questa è una misura che molto civile, molto interessante, che dà grande consolazione, capito? Ecco, e poi fanno anche giardinaggio, ma anche alla Giudecca, come è noto, lì insomma le cose sono anche molto avanzate. Ci sono dei carceri dove non è possibile fare questo, per esempio Regina Coeli, e a Belluno nemmeno è possibile avere un grande spazio aperto, eppure si industriano, e qui dipende anche dalla grande capacità che ha il personale e la direzione, e i responsabili dell'area educativa, eccetera, di offrire possibilità, diciamo, per cui la gente non si annoia, magari poi si deprime, soprattutto le persone che hanno problemi psichiatrici o psicologici, che noi sappiamo essere molto frequenti, ecco, nelle carceri. Insomma, io ho visto sempre luci e ombre. E dalle luci puoi anche ispirarti per andare verso quella direzione. Certo, per esempio ci sono i giovani che hanno problemi con la droga, lì in carcere, per quanto il personale sanitario sia presente mai in misura sufficiente oppure così, e lì ci sono problemi che dovrebbero essere affrontati per quello che è. Non è che la gente di polizia penitenziaria possa supplire a quello che può fare un operatore sanitario, un'infermiera, piuttosto che un medico. Sì, però onorevole, io dopo di lei avrò la dottoressa Daniela Capitanucci, che è proprio presidente Azzardo e Nuove Dipendenze. Qui c'è un'emergenza delle sostanze stupefacenti che è veramente incredibile. Ragazzini che iniziano a usare queste sostanze a 10-12 anni nel silenzio assoluto. Ecco, allora capisce che se noi continuiamo a sperare che in futuro avremo delle situazioni anche con delle strutture adeguate, campa a cavallo che l'erba cresce, perché non mi sembra che ci sia la volontà di andare in questa direzione. Tanto è vero che secondo me quello che era di buono una volta, ad esempio anche i presidi con le forze dell'ordine all'interno degli ospedali e dei pronti soccorsi, era stata levata, non si capisce il perché, adesso l'hanno rimessa. Ma perché, quello chiedo anche a Zaro, quando c'è qualcosa di buono non lo lasci e vai a togliere proprio quello che è la sicurezza di un ospedale? Ma come si fa a pensare di togliere un presidio con le forze dell'ordine all'interno di un pronto soccorso? Eppure erano stati, perché mancava il personale, perché poi ci ritroviamo in una situazione che non abbiamo personale, ma hanno dovuto a forza mettere un presidio all'interno dei pronti soccorsi. Prego. Io, se posso concludere quello che stavo dicendo prima, noi lo riteniamo comunque una risposta concreta per i lavoratori della sanità, questo decreto antiviolenza, perché ci sono stati casi anche gravi di prognosi anche superiori ai 30 giorni. Fino a ieri l'operatore, l'infermiere, il medico doveva fare una querela di parte per poter denunciare la persona che aggredisce. Ora con queste pene, con questo decreto antiviolenza si procederà d'ufficio a questo, e quindi noi siamo anche contenti di questa misura che è stata proposta. Certo, dobbiamo avere la certezza della pena, Sono d'accordo con lei sui posti di polizia all'interno dei pronto soccorsi, probabilmente è perché anche loro hanno una carenza di personale da impiegare all'interno dei pronti soccorsi. Io lavoro nell'ospedale di Treviso ed è quello che conosco di più. C'è la presenza della polizia, però nei weekend e soprattutto nelle ore notturne non c'è nessuno, c'è un vigilante privato, ma
ma ce n'è uno per tutta la struttura ospedaliera. Quindi sì, sono d'accordo con lei che andrebbe ampliati i controlli all'interno della struttura ospedaliera e nella zona limitrofa. Cosa chiederebbe all'onorevole Zanella, Zaro, ecco, visto che abbiamo anche la fortuna di avere un onorevole che siede nella Camera dei Deputati, perché cose da fare ce ne sono, c'è la volontà secondo lei di proseguire, perché se continua a litigare tra maggioranza e minoranza noi non andiamo da nessuna parte. Cosa chiederebbe? Io credo che le cose da fare ce ne sono molte. Intanto bisogna ridare l'attrattività alla professione sanitaria e sociosanitaria, che ora manca perché è causata da una scarsa valorizzazione economica e professionale. E ormai nessuno più vuole fare questo lavoro, siamo rimasti in pochi, quei pochi rimasti hanno un'attività assistenziale enorme, orario straordinario, orario aggiuntivo, quindi la prima cosa da fare è ridare l'attrattività alla professione. E di sicuro l'introduzione nei decreti che abbiamo visto nel corso di quest'anno, che hanno visto un'implementazione della paga oraria per le ore aggiuntive, non è stato inserito per esempio il personale sociosanitario, tecnico e amministrativo, ma la macchina funziona se ci sono tutti questi elementi nella sanità. È vero che il medico smaltisce la lista d'attesa perché fa la visita, ma dietro al medico c'è un infermiere, dietro all'infermiere c'è un operatore sociosanitario, ci sono i tecnici di radiologia e gli amministrativi che mandano avanti la parte burocratica. Quindi anche sicuramente questo è una cosa che forse viene dimenticata nella norma, perché scrivono sempre personale sanitario, ma poi contrattualmente il personale sanitario sono solo quelli delle professioni sanitarie, e quindi l'infermiere, l'ostetrica, il tecnico di radiologia, il tecnico di laboratorio. Valorizzare le figure professionali già esistenti. Abbiamo notato un documento della Conferenza Stato-Regioni di una proposta dell'assistente infermiere, che io la chiamo ibrida, perché è un operatore sociosanitario con mansioni proprie dell'infermiere e se agisce è responsabilità dell'infermiere. Quindi piuttosto rivisitiamo la figura dell'operatore sociosanitario adattandola alle esigenze assistenziali moderne. E poi, come ne avevamo già parlato in passato, bisogna istituire la figura dell'autista soccorritore per quanto riguarda i nostri 118. Poi in Veneto sono tante le strutture in cui il 118, alla guida delle ambulanze ci sono gli autisti soccorritori, operatori tecnici pubblici assunti dalle ULSS, che però non hanno una normativa ben definita. Sentiamo come risponde l'onorevole Zanella. Prego, onorevole. Guardi, io sono d'accordo con tutto quello che ha detto il rappresentante sindacale, proprio con tutto. Il nostro gruppo, anche perché c'è un nostro deputato di Napoli che si è scontrato davvero con questo problema della sicurezza dei pronto soccorsi. Sono successe delle cose pazzesche in quell'ambiente, in quell'area. Ecco, quindi abbiamo fatto sia interrogazione sia abbiamo posto il problema con proposte dirette al governo. E su questo c'è poco da scherzare e l'opposizione non è che fa l'opposizione così per opporsi e basta. C'è molta convergenza su alcuni punti, meno, diciamo, per esempio, faccio un esempio, io non ho visto di buon occhio questo fatto di detassare le ore aggiuntive del personale sanitario invece che aumentare e fare un contratto degno di questo nome che riguardi tutte le figure. È chiaro che poi in proporzione al personale che sta in prima linea, cioè ai medici, agli infermieri e quant'altro, ci sarà il riconoscimento anche dal punto di vista dello stipendio relativo. Però il problema è che se non c'è l'investimento aggiuntivo nel fondo sanitario, se non sono i soldi per questo comparto e invece si rimuove questo problema,
Addirittura il PNRR aveva vincolato una missione per anche riformare, lo sappiamo, la medicina territoriale, eccetera, per riformare quindi il sistema sanitario, il Servizio Sanitario Nazionale, e si preferisce fare altro, noi non siamo d'accordo e ci opporremo. E anche in questa scadenza di finanziaria stiamo già lavorando a delle proposte emendative e precise, anche in relazione ovviamente alle rappresentanze di tutte le categorie. Per esempio è poco conosciuta la figura che è fondamentale anche per la medicina territoriale del sociosanitario, e quindi lì bisognerebbe di più andare a fondo e avere, e questo lo dico al governo e ai partiti di maggioranza, i rapporti con le categorie, mentre alle categorie spesso appunto si dà il comunicato, si comunica cioè quello che si è già deciso, e non c'è bisogno di costruire insieme un progetto di riforma complessiva e anche di trattamento economico, perché noi, proprio l'altro giorno intervenendo in aula, ho parlato del Veneto, abbiamo fior di cervelli anche in questo ambito che se ne vanno via dal Veneto perché all'estero queste professioni sono più pagate e rispettate. Noi invece abbiamo una condizione tipo in tutta Italia, coloro che lavorano nel pronto soccorso, drammatica, ma drammatica non solo quando c'è la violenza, quello siamo all'estremo della situazione, ma normalmente a me è capitato di andare a Gemelli perché mi sono fatta male e ho visto delle cose pazzesche con del personale veramente devoto, responsabile, che si fa in quattro, e anche con giovani che non hanno ancora la specializzazione. Ma mi scusi onorevole, non è che questi fondi del PNRR, che erano destinati in larga parte al terzo settore, siano stati deviati su cose che al momento, devo dire la verità, non servivano, oppure che ce le spiegano? Noi vendiamo tanto cemento, progetti tutto cemento, infrastrutture, ma noi abbiamo bisogno di servizi alle persone, abbiamo bisogno di aumentare gli stipendi, abbiamo una popolazione che sta invecchiando nella solitudine totale, giovani che si suicidano, giovani che vanno all'estero, quei pochi che abbiamo e bravi perché non è riconosciuto. Ma questi miliardi e miliardi che arrivano di questi fondi del PNRR ci vogliono dire dove vengono impiegati e quanto? Ma perché non c'è trasparenza su questo? Perché c'è stata questa deviazione di fiumi di denaro nel silenzio assoluto della politica? Cosa dice Zaro? Perché era nato così. Il PNRR fondi, una grande parte era destinato anche al terzo settore. Il terzo settore vuol dire 360 gradi, ma si tratta anche di sociale. Lei ha saputo qualcosa? Certo. Nelle nostre realtà ho visto che è stato utilizzato il fondo PNRR anche per la creazione degli ospedali di comunità, no? Però, struttura, esatto. Questo un po' però mi preoccupa anche perché non vorrei mai avere poi una Ferrari ma senza il pilota. No, la benzina, esatto. E oltre al PNRR il 2 settembre è stato firmato anche in Commissione Europea lo stanziamento di 1,2 milioni di euro destinati a trattenere il personale sanitario all'interno dei propri stati. Quindi voglio dire, c'è un qualcosa, bisogna intercettare però la destinazione di quei fondi. E come verranno suddivisi? Perché poi la cifra è grande, poi alla fine vai a vedere sono briciole. Esattamente, volevo rispondere anche all'onorevole, sicuramente ci deve essere un dialogo continuo con il Parlamento, con il Governo e con tutte le rappresentanze politiche, tra appunto le rappresentanze politiche e le organizzazioni sindacali, perché solo così forse arriviamo a raggiungere un obiettivo comune. Devo anche ricordare però che sono stati fatti, ne ha menzionato uno prima l'onorevole, sono stati fatti 3 interventi a favore del personale sanitario in questo periodo. Il primo, che è stato nel 2023 con il decreto bollette, c'era stata data la possibilità di aumentare appunto l'orario
la quota dell'orario aggiuntivo fino a 100 euro per i medici e a 50 euro per il personale sanitario, però era previsto solo per il personale dell'area critica, perché era stato evidenziato che l'area emergenza-urgenza, l'area pronto soccorso era quell'area un po' più carente di personale. La legge di bilancio 2024 ha introdotto, ha mantenuto fino al 2026 questi parametri, aumentando addirittura a 60 euro per le infermiere, però rimangono sempre escluse le figure che dicevo prima, quindi l'operatore sociosanitario, gli operatori tecnici e gli amministrativi. Fanno parte del sistema anche loro. Allora sentiamo come commenta l'onorevole Zanella, prego. Sì, sono cose che note, insomma non è che siano tanto note, diciamo, che io conosco, anche perché sono vicepresidente della Commissione Affari Sociali. No, il problema è, ripeto, noi dobbiamo avere più soldi per la sanità, più soldi per il terzo settore, come diceva Mirella, e più soldi cioè per quello che sono le necessità della popolazione, delle persone in carne ed ossa. Per esempio, il problema degli ultra 65 anni è destinato ad aggravarsi con aumento della non autosufficienza e l'aumento quindi anche delle spese pubbliche e anche della famiglia, perché adesso praticamente paga solo la famiglia o quasi, relative ad una fetta importante di popolazione. Ma ci vogliamo organizzare per tempo? Ecco, gli ospedali di comunità, no? È una buona idea, noi siamo d'accordissimo su questo, però se poi è vero che il PNRR è una spesa una tantum, cioè non è una spesa strutturale e quindi può finanziare investimenti, anche le riforme, per carità, quindi si può fare anche qualcosa oltre, però essenzialmente gli investimenti tipo appunto i muri e dopo è chi di dovere che deve pensare a metterci dentro le persone, perché altrimenti diventano piccole cattedrali nel deserto, non va bene. Qui c'è un problema anche che diceva prima il nostro interlocutore, che le professioni sanitarie sono sempre meno, diciamo, meno appetibili per le ragioni che note, ma soprattutto quelle in cui effettivamente manca di più il personale, tipo i pronti soccorsi. E gli specializzandi magari si orientano verso specializzazioni più redditizie, più interessanti. Ma voi sapete, per esempio, che sviluppo ha avuto la medicina estetica in questo paese? Sapete quanto grave sia ancora il problema odontoiatrico e quali sono i costi della famiglia che si indebita quando ha delle necessità, non solo per i denti, diciamo. Io adesso vedi che ho il fiocchetto rosa perché è il mese della prevenzione del tumore alla mammella, ecco. Ma anche quando ti capita una malattia grave, ma tu credi che la sanità pubblica ti riesca a finanziare tutto nei tempi necessari, eccetera? C'è un impoverimento dovuto anche a questo, ai costi che le famiglie devono sopportare per curarsi, per curare i propri Eppure, onorevole Tina Anselmi aveva fatto una sanità pubblica all'avanguardia, eppure aveva messo in primo piano la persona. Qualcuno ha deviato con la sanità privata, perché quello che non trovo nel pubblico, perché ho una lista d'attesa enorme, lo trovo nel privato dopo 10 minuti o al massimo un giorno. Capisce che qualcuno sapeva e ha preferito andare avanti in questa situazione, perché giustamente, ecco, questi ospedali, queste strutture di comunità, queste nuove strutture, ma sono stati chiusi tantissimi ospedali, allora valeva la pena veramente di chiudere questi ospedali? Oppure c'era la volontà di impiegare il denaro
con il cemento per fare strutture che non servono perché non c'è il personale. È inutile che ce la raccontiamo, sono chiusi, sono stati fatti e sono chiusi perché non hanno personale da mettere all'interno. E allora vuol dire che i soldi sono stati dati sulle tasche di pochi a scapito dei molti che ne pagano le conseguenze, perché prima funzionava, eravamo in tanti e funzionava, adesso siamo meno, con una popolazione che invecchia, piena di acciacchi, poveretti, e siamo nel caos totale. Ma non è possibile, ci dicano, perché non c'era trasparenza, dove sono andati i soldi, a chi e perché? Cosa servono queste strutture se non ho la possibilità di andarci dentro? Abbiamo le RSA che sono in sofferenza, liste d'attesa per entrare nelle RSA, anche pagando non trovi posto, e abbiamo strutture chiuse che costano una follia perché non c'è personale. No, Zaro, bisogna anche cominciare a dirle ste robe qua, perché nessuno parla. Però gli anziani diversamente giovani, come li chiamo io, non è che possono aspettare in eterno che qualcuno si accorga che esistono, che devono avere risposte, che devono essere curati, che devono essere supportati se sono a casa o no. Prego. Anche perché con la diminuzione della natalità la popolazione sarà sempre più diversamente giovane e quindi ci sarà sempre più bisogno di questi spazi dove poter passare gli anni dopo, speriamo sempre più tardi possibili, della pensione. Quindi sì, io spero in una non premeditazione, come ha detto prima, che sapevano, spero di no. Appunto come diceva anche l'onorevole, bisogna puntare sulla contrattazione nazionale per quanto riguarda la riattrattività alla professione sanitaria, perché ok, andiamo ad aumentare, ad incentivare gli orari aggiuntivo e straordinario, però adesso è il momento proprio di vedere il tabellare base, proprio la paga base, perché a me piange il cuore sentire mamme, colleghe mamme, che devono fare una scelta, se continuare a lavorare o licenziarsi e stare a casa con la famiglia. La conciliazione dei tempi vita-lavoro è molto difficile. Ma come fai ad andare a lavorare? Una babysitter costa 1.000, 1.500, 1.000, anche gli asili nido. Anche gli asili nido. E abbiamo stipendi che se arrivi a 1.500 euro sei un grande. Cioè, ma ci rendiamo conto di cosa ci stanno dicendo? Sicuramente bisognerà rivisitare il modello organizzativo dei nostri ospedali e dei nostri servizi territoriali e anche della medicina territoriale. Bisognerà revisionarla, spero attraverso un dialogo anche con le organizzazioni sindacali e regione, per cercare di concentrare il personale o comunque le attrezzature sulla struttura che può e riesce a garantire questa attività. Sentiamo come commenta l'onorevole Zanella. Prego, onorevole. Posso, Mirella, fare una domanda? Certo, anche due. Sindacalista, perché cosa ne pensa lei, Zaro, rispetto alla proposta di far entrare in questi ospedali, in queste strutture territoriali, i medici di medicina generale? Allora, purché non vada a sguarnire il territorio, perché secondo me la trincea è il territorio, quindi, e che dovrebbe fare da filtro. Purché non vada a sguarnire appunto il territorio, potrebbe essere un'idea, è già stato sperimentato con i codici bianchi nei pronti soccorsi. Non ne sono a conoscenza, devo essere sincero, se attualmente viene ancora eseguita questa cosa qua, perché poi appunto anche là c'è la carenza di personale, quindi o sta in ambulatorio al paese dove ha appunto lo studio, o viene in ospedale a fare i codici bianchi. Potrebbe essere un'idea, purché appunto non vada a sguarnire il territorio, perché un'altra sofferenza che noi denunciamo è quella appunto della mancanza di filtro che avviene dal territorio verso l'ospedale. Quindi c'è un sovraffollamento di pazienti all'interno dei pronti soccorsi dei nostri ospedali e di conseguenza l'aumento delle liste d'attesa. Onorevole, cosa dice? Ma io appunto chiedo perché sto pensando e valutando perché c'è un problema anche di medici di medicina generale, di pediatri,
perché quando andranno in pensione quelli che attualmente garantiscono il servizio, parlo del Veneto in particolare, non so cosa succederà. E quindi sono convinta che non si riuscirà, anche se può essere una proposta. E poi bisogna capire come, cosa, perché già i medici di base, chiamiamoli così, hanno un bel impegno sul territorio. Poi appunto possono essere complementari rispetto ad una struttura che secondo me deve avere il suo personale, il suo progetto assistenziale, eccetera. Non può essere un luogo vuoto dove si riempie in maniera casuale, capito? Basta, come dire, andare in uno dei tanti centri di sanità privata e vedi come funzionano le cose. Perché non la trasportiamo anche nel pubblico, onorevole? Perché chi è che preme, che non vuole? Perché c'è qualcuno, copiare, si può copiare, no? Si può copiare, però lì c'è l'unico problema che sono i privati a pagare, anche se non in convenzione, perché mica tutto è convenzionabile, giustamente, no? E quindi bisognerebbe fare 4 conti e vedere se un bravo manager sanitario della nostra ricca e interessante regione potesse, invece che convenzionare, prendere quei soldi e fare almeno un po' sperimentare nel pubblico con un progetto e con quello stesso budget. Mi pare che si vada in senso opposto. Zaro? Io credo che anche la medicina di gruppo, viene chiamata, possa funzionare, anche perché appunto notiamo che negli orari in cui non è presente il proprio medico di medicina generale, la cittadinanza si rivolge al pronto soccorso, mentre quando potrebbe avere magari un altro medico del paese a disposizione anche per i pazienti del medico assente, potrebbe fare un bel filtro che secondo me non è da poco. Ho visto pochi giorni fa sa che all'esterno dei pronti soccorsi c'è la tabella regionale con il numero di pazienti inseriti in attesa e in visita. Ho visto numeri allucinanti, più di 100 persone all'interno del pronto soccorso, e immagino ai colleghi appunto dentro che lavorano quanta pressione hanno. E come riesce a lavorare in quelle condizioni, magari dopo anche un'aggressione, tanto per cambiare. Esattamente. Allora, spieghiamo anche cosa vuol dire, Zaro, lei è Federazione Italiana Autonomie Locali. Cosa vuol dire? Sì, la nostra federazione segue appunto i lavoratori della sanità e degli enti locali, quindi appunto comuni, province e regioni. Io mi occupo di sanità e ho colleghi che si occupano degli enti locali. Enti locali che vedremo se avranno anche qua c'è un bel punto di domanda. Onorevole, anche qua la storia delle province che non si riesce a capire come funzionano, se funzionano. Ecco, noi il personale lo paghiamo continuamente, ma cosa fanno? Nessuno dice niente, chi controlla quello che fanno? Perché un appuntamento due mesi e mezzo per un appuntamento con un dirigente provinciale, cioè capisce che c'è qualcosa che non torna. Il venerdì tutti a casa fino al lunedì tranquillamente beati, cioè non è che ci dovrebbe potenziare, visto la richiesta che c'è anche di lavoro, di informazioni, questo ente cosa diventerà, non diventerà, perché nessuno riesce a capire cosa è questa provincia al momento. Eletti adesso i nuovi consiglieri provinciali, rimane il presidente, ma il prossimo anno va via anche il presidente perché non può essere rieletto, cioè ma che caos è stato fatto? E sì, è un ente pubblico molto costoso anche, direi. Prego. Beh, è stato, diciamo, abrogata la previsione della provincia come ente governato secondo quello che sono stati previsti anche costituzionalmente. Tutti gli altri enti tutti, insomma, gli enti territoriali più noti, cioè attraverso il sistema elettivo. In poche parole, non c'è più un consiglio e un presidente come era prima che si eleggevano,
ma c'è una elezione di secondo livello. Cosa vuol dire? Che sono i comuni che eleggono i consiglieri, le consigliere nella provincia. Naturalmente ha ragione, è meno visibile la loro attività e meno controllabile, perché quando è vero che la politica può generare altri problemi, però se non c'è il rappresentante direttamente eletto c'è, come dire, un di meno di assunzione di responsabilità, e visibilità. E è vero, meno trasparente. Se uno non è esperto, non sa esattamente cos'è la provincia adesso. Ecco. Però c'è un altro problema che forse anche Zaro può illustrare meglio di me, che una delle proposte che sembra porterà avanti il governo è che volontariamente, ma per chi lavora negli enti locali, sarà possibile lavorare fino a 70 anni. Quindi questo cosa significa? Che le persone addette saranno progressivamente sempre più anziane, sempre di meno, ci sarà meno turnover, ma io mi chiedo, ma i giovani disoccupati dove andranno se noi continuiamo a stare nei posti di lavoro oltre i 65 anni addirittura? Punto di domanda. Sentiamo come risponde Zaro, ma prima sentiamo Leone da Tre Baseleghe. Vai Leone. Ciao Mirella, grazie. Ciao. Saluto i tuoi ospiti. Allora, questo paese è tutto un problema. Allora, si parlava che non ci sono i soldi per gli ospedali, non ci sono i soldi per le scuole, non ci sono i soldi per tante cose. Però abbiamo il Presidente della Repubblica nel Palazzo del Quirinale, che è immenso, è da solo, e ci costa, il Palazzo del Quirinale, 4 volte quello che costa Buckingham Palace, con re, regine, principi, principesse, eccetera, eccetera. Allora mi sembra che qui qualche sperpero c'è, e a Roma di sperperi ce ne sono parecchi, perciò magari se noi facciamo meno sperperi a Roma avremo più soldi per altre cose più importanti. Poi l'onorevole è Verdi Sinistra. Verdi vuol dire ambiente, vuol dire pianeta. Allora, per salvare questo pianeta bisognerebbe che tutti gli stati di questo pianeta facessero come ha fatto la Costa Rica. La Costa Rica ha abolito l'esercito, ha abolito le spese militari, ha abolito gli acquisti di armi, e quei soldi li ha impiegati per parchi nazionali, si è occupato del verde, dell'ambiente e delle biodiversità. Perciò io penso che sarebbe una buona idea. Ciao Mirella, grazie. Grazie a te Leone. Allora prima terminiamo con la domanda che ha fatto l'onorevole Zanella al nostro Zaro. L'età pensionabile andrà a 70 anni, sempre più anziani, giovani dove li metteremo? Sì, anche e soprattutto tornando alla sanità, che appunto mi occupo di questo, soprattutto adesso abbiamo anche tantissimi dipendenti con limitazioni fisiche, con prescrizioni del medico del lavoro che dice esonero ai carichi sulla schiena, per esempio. Quindi questo è preoccupante effettivamente, perché appunto anche noi come popolazione sanitaria, cioè di lavoratori della sanità, inizia a essere sempre più over 57, e quindi c'è il rischio appunto che la gente vada in pensione tardi e mi permetta il termine, rotta. Sì, ma un conto è lavorare, diciamo, su un'azienda dove veramente lavori con una grande responsabilità e anche lavori molto faticosi e deterioranti. Un conto è lavorare in altre situazioni. C'è chi può lavorare anche a 80 anni, perché penso che ci siano lavori che non c'è problema, ma ci sono lavori che veramente fanno pensare che già a 50, 60 sei cotto, non a 70. Zanella, ecco come risponde poi anche al nostro Leone da Tre Baseleghe, prego.
Ma guardi, Leone è uno delle poche persone che conosce la Costa Rica, mi congratulo e anzi mi ha entusiasmato il suo intervento. E è stato un nostro militante verde che si chiama, è giornalista anche, Riccardo Bottaccio, che ha scritto, proprio lo scorso anno è stato pubblicato, un libro sui paesi senza esercito. Non sono moltissimi, però Costa Rica è sicuramente il primo e dimostra la possibilità di vivere senza esercito. Io credo che magari questo dovrebbe essere l'orientamento, io sono un ecopacifista, dopodiché almeno non aumentiamo le spese militari, visto che abbiamo un deficit e un debito enorme. L'idea che si debbano comprare F-35 ancora, che si debbano armare eserciti così, mi sembra una follia. Invece sarei d'accordo di fare un unico esercito, ma spendendo di meno, non di più, complessivamente, per tutta l'Europa. Abbiamo Gianfranco Valeri da Cessalto. Vai Gianfranco. Sì, buongiorno signora Mirella. Buongiorno. Buongiorno ai suoi ospiti. Mi rivolgo, volevo farle due domande all'onorevole. Ecco, onorevole, in Italia, visto tutti questi disastri che succedono in tutti i posti, e noi non siamo immuni perché può succedere fra 15 giorni anche qui da noi, ecco, una ricetta che non lo fanno mai nessuno, cioè qui si fa solo opere in continuazione e non si fa manutenzioni. Le manutenzioni sono sparite. Perché sa perché, onorevole, le manutenzioni non le fanno? Perché nelle manutenzioni non si prendono voti, perché se lei fa un ardine, poi io vado a fare la manutenzione, ma l'ardine l'ho fatto io. Non c'è la cultura della manutenzione e la manutenzione è una cosa non necessaria, vitale. Poi un'altra cosa che la signora Mirella dice sempre, che praticamente il venerdì spariscono tutti e si vedono il lunedì. Ha ragione. Ecco, la riforma degli enti locali quando si farà? Quando si farà la riforma? È inutile che se io ho la fortuna di abitare a Treviso ho un servizio, ma se ho la fortuna di abitare a Cessalto ho un altro servizio. E allora vede che non va bene. Dobbiamo fare anche la riforma degli enti locali, ma qui riforme, onorevole, non se ne fanno. Adesso la farò ridere. Io è una vita che mi batto per i tabelloni elettorali. Si immagini che un comune piccolo come il mio spende 3.000 euro ogni volta che c'è una votazione per rimuovere e mettere i tabelloni elettorali che sono ad oggi non so cosa servono, servivano dal dopoguerra, uno andava a vedere le liste e tutto, ma questi sono perennemente vuoti e messi un po' in sparso dappertutto. Ecco, queste sono cose da dire. Volevo il suo parere, onorevole, buongiorno, grazie e buon lavoro. Grazie Gianfranco, prego onorevole Zanella. Guardi, parto dall'ultima, è una buona idea, io non avevo pensato, anche se è vero che è una cosa abbastanza desueta, il cartellone, ecco, come diceva lei, è una cosa su cui rifletterò perché non ci avevo pensato a sufficienza come lei invece ha fatto. Invece, per quanto riguarda la prima parte, mi invita a nozze perché io, oltre a essere un ambientalista, sono una donna e ho a cuore la cura del pianeta, proprio perché anche l'intervento, diciamo, quello più forte, l'investimento strutturale che è necessario, ma deve essere sempre con l'occhio dopo di mantenere il territorio, perché non è che si anche pensiamo senza pensare al dissesto idrogeologico, no? Pensiamo anche alle scuole. Le scuole si costruiscono e anche le case pubbliche purtroppo, e poi si molla tutto, si deteriora e dopo si passa al successivo appalto molto costoso. Questo non va bene. E quindi la cultura della manutenzione, poi parla con una di Venezia, pensi lei, la manutenzione è indispensabile perché altrimenti non potresti vivere a Venezia. E noi abbiamo una tradizione di una repubblica serenissima che ha fatto
che aveva una scienza della manutenzione oltre che delle grandi opere. Adesso si preferiscono le grandi opere piuttosto che la manutenzione. Però, onorevole Zanella, visto che parliamo di grandi opere, quando abbiamo sentito che la pista da bob, che deve ancora essere realizzata, ma che costerà alla fine di manutenzione più di 1 miliardo all'anno, e si pensa di pagarla con i fondi di confine che la sindaca di Pieve di Cadore ha detto è una cosa indecente, io non riesco però, non riuscirò più a mettere i soldi nel territorio, perché se prendono quelli nel silenzio totale, manca l'acqua, non nevica più, eppure si continua con delle infrastrutture che veramente fanno rabbrividire, visto quello di cui avrebbe bisogno il territorio. Cosa dice Zaro? Poi sentiamo anche Zanella. Ma di questo che abbiamo bisogno, i soldi veramente più di 1 miliardo solo per mantenere questa pista, se funzionerà, se avrà i numeri che dovrebbe avere. Cosa dice? Non le sembra che la gente a casa che magari aspetta qualcos'altro inorridisca? Dico che forse li preferisco investiti nella sanità e nei servizi sociali territoriali, anche perché più di 1 miliardo all'anno, cioè, esatto, capite che cifre... La provincia di Belluno è una delle province un po' più disagiate a livello di sanità, perché giustamente è anche difficile trovare un operatore o un medico che venga a lavorare da fuori per Belluno con problemi magari di neve, di trasporto pubblico, quindi è una delle province, una delle anche ULS che fa fatica a reperire personale. Onorevole Zanella. Ma guardi, io ho fatto, non so, il diavolo a 4, e non solo io ovviamente, soprattutto i comitati e gli abitanti di Cortina e dintorni. È una vera follia. Non soltanto perché hanno rovinato una parte meravigliosa ai piedi delle Tofane, il Bosco del Ronco, che non esiste più, ma anche perché hanno fatto un'opera che non so neanche se riusciranno a completarla per queste Olimpiadi, per 15 giorni, e dopo cosa pensano di fare? E loro hanno in mente di poter fare chissà quale centro a livello internazionale. Però la Presidente degli Industriali Berton ha detto che è necessaria questa opera, che devono smettere anche gli ambientalisti di remare contro. Ma è necessaria, lo dice lei, sarà necessaria a qualche impresa, perché mi pare che Pizzerotti, tra l'altro, l'impresa che la sta costruendo, non sia neanche del nostro territorio. Ci sarà un indotto, non dico di no, le opere sono sempre che danno, diciamo, possibilità di appalti al mondo imprenditoriale, ma io sono anche d'accordo, ma sulle opere utili. Ma è possibile che massacrino proprio uno dei territori più belli del mondo? E poi adesso addirittura pensano di fare una seggiovia, una funivia, un nuovo via, non so bene, che da Cortina vada su fino a Socrepes, attraversando i meravigliosi prati di Mortuisa, uno che conosce Cortina sa cosa voglio dire, eccetera, eccetera. Follie, cioè c'è una mentalità vecchia, come appunto se i bisogni delle persone fossero ancora quelli di prendere la macchina, andare in montagna, sciare, tutti quanti, poi attraversare i prati preziosi e i boschi più belli, eccetera, eccetera. Cementificare, che a Cortina in questo momento c'è la rivoluzione dei cantieri, eccetera, eccetera. È una maniera antica di pensare, come diceva giustamente lei, sicuramente col cambiamento climatico, lo vediamo già, il livello della neve si alza fino a dover andare in cima al Civetta o alla Marmolada per poter sciare, cioè non ci andrà più nessuno, e noi non pensiamo in prospettiva, quando invece ci sono fior di esperienze e possibilità di turismo sostenibile, e non di un turismo energivoro, e non di un turismo che ancora una volta copre il nostro territorio anche dove è più delicato e franoso, come a Cortina. Ma non ci dovrebbe essere, secondo lei, onorevole Zanella, un tetto massimo dove il politico di turno può decidere
e dopo dovrebbe essere il cittadino italiano, nel momento che viene coinvolto, a decidere se questa opera, questa spesa deve essere fatta a suo avviso, visto che poi la paga sempre lui, perché alla fine paga il cittadino italiano, e parlo italiano in genere, che questo politico non possa proprio decidere di fare quel cavolo che vuole con i nostri soldi, perché se ce li rifacesse con i suoi o con i privati, forse qualche volta potrebbe, forse, non sempre. Ecco, non ci dovrebbe essere un tetto oltre quella soglia, tu devi chiedere, visto che sei stato eletto dal popolo italiano, se puoi fare quella spesa o no, e se serve quella spesa che hai in mente. Non può essere messo un tetto? Beh, innanzitutto chi decide il governo, sia locale che nazionale, comunque ha la legittimazione del voto. Se lei sente Salvini o anche lo stesso Zaia, che gode poi di un grandissimo consenso, loro praticamente già credono di interpretare il volere del popolo italiano, del popolo veneto, eccetera, eccetera. Il problema è che ogni realtà è come isolata in se stessa, perché, non so, per esempio i cittadini di Cortina, se venissero tutti consultati, probabilmente potrebbero incidere anche sulle scelte, però alla fine è solo il Consiglio comunale, Consiglio regionale che decidono, e naturalmente quello a livello nazionale, il governo. E invece anch'io con altre persone, altri deputati, senatori e senatrici, abbiamo presentato proprio una proposta di legge in cui c'è la cittadinanza, si chiamano assemblee dei cittadini, che laddove ci sono delle opere, come succede anche in Francia per esempio con il débat public, dove ci sono delle opere particolarmente impattanti, e queste assemblee, che sono elette con vari metodi, insomma anche con l'estrazione a sorte, vengono coinvolte nel processo decisionale, quindi informate, approfondendo con gli esperti, eccetera, e poi decidono se sì o se no. Questa potrebbe essere una via, insomma, perché sempre di più, non so, metti la pista da bob, serve o non serve? D'accordo, dopo ci sono le lobby, ci sono i gruppi di pressione, ci sono eccetera eccetera, però è possibile che la gente non abbia neanche un po' di voce in capitolo? Punto di domanda. Paola da Padova che ha voce in capitolo, vai Paola. Sì, ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Mi dispiace di essere ripetitiva, però non posso altro che dire imparate dalla Mirella, perché poche chiacchiere e tanti fatti. E purtroppo ogni giorno mi tocca ripeterlo, non solo per non dirlo più, ti prego Paola. Vabbè, non lo dico più per 3 giorni. Ti prego. Però d'altronde è la realtà, Mirella, tu ormai mi conosci un attimo, sai bene che non sono quella che liscia, ma purtroppo è la realtà. Allora, cara onorevole, io mi presento proprio in maniera breve. Ho un'amicizia quarantennale con la famiglia Pratesi, si può immaginare da che parte sto e chi ho sempre votato. Però delusioni immense, quando 20 anni fa avevate anche parecchi voti, cosa ne avete fatto? Carta stracciata. Vogliamo dire cosa ha combinato i Verdi quando li abbiamo eletti? Stefano, Pecoraro Scanio, l'unica cosa che ha fatto per l'ambiente e gli animali ha concesso la macellazione islamica, e via di questo passo, e non voglio annoiare. Purtroppo anche Cortina, contrarissima al Bob ovviamente. Padova, in 7 anni 14.000 alberi tagliati. Questo disastro del tram, 600 milioni in partenza spesi per rovinare, perché sarà solo ancora più caos, però non è stata spesa una parola. E veniamo all'ultimo che volevo chiederle. Animali Verdi, non esistete, ci sono problemi, tutto il carico è sui volontari, non solo carico emotivo e di fatica ma anche economico. Volete almeno, l'unica cosa che bisogna dire, abbiamo l'unica che sta ottenendo qualcosa, è la Brambilla. Vogliamo ottenere almeno che questo
schifo di pagare i farmaci dei cani abbandonati che noi troviamo almeno al costo dei farmaci umani. La stessa molecola per uso veterinario costa anche 3 volte tanto. Questo adesso ulteriore balzello di pagare 10 euro ogni ricetta, non so i 50-60 euro di farmaco per la filaria che dura 30 giorni, anche altri 10 euro per la ricetta. E vogliamo istituire, cioè almeno presentate, fatevi sentire dei prezzi che vengono calmierati con alcuni. Paola, devo chiudere perché non ce la faccio, sto forando. Comunque sei stata chiara, ti ringrazio. Prego, onorevole Zanella. No, io chiedo a Paola di mettersi direttamente in contatto con me, mi può scrivere e ecco, così le posso spiegare quali sono i nostri impegni nell'ambito degli animali e anche rispetto a questi problemi, come noi interverremo con appositi emendamenti proprio nella finanziaria. E comunque c'è un gruppo di lavoro trasversale che con Brambilla e tante altre, quindi non è che sia solo Brambilla l'amica degli animali, siamo in tante e tanti insieme, speriamo di ottenere dei risultati. Grazie all'onorevole Luana Zanella, Presidente Gruppo Alleanza Verdi Sinistra alla Camera dei Deputati. Grazie di essere stata con noi. Sentiamo come ci saluta Filippo Zaro. Vi saluto dicendo che speriamo che la situazione si risolvi in fretta, perché come lei sa l'articolo 32 della Costituzione per me è fondamentale, la sanità deve essere pubblica e deve essere garantita a tutti. So che lei è molto, molto legata alla Costituzione, che legge sempre un pezzettino, certo. Quindi spero che il governo dia risposte concrete a questi lavoratori che ormai sono piegati dall'aumento dell'attività assistenziale e appunto dalla carenza di organici. Grazie anche a Filippo Zaro, dirigente sindacale, Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanitaria, è stato con noi. Grazie ancora all'onorevole. Pubblicità. Graditi ospiti, abbiamo in presenza Erminio Bassi, Presidente Cooperativa AIS, Associazione Inserimento Lavorativo Sociale, perciò capite quanto mi sta a cuore, e vediamo se è collegata da Varese, eccola qua, la dottoressa Daniela Capitanucci, Presidente Associazione Azzardo e Nuove Dipendenze. Grazie, veramente grazie Presidente, ancora una volta con Mirella, perché qualcuno non sta ascoltando, eppure lei lo dice da anni che c'è un'emergenza veramente sul gioco d'azzardo, ma sulle dipendenze anche di droghe, che veramente è impressionante, specialmente vista l'età dove viene fatto il consumo, e anche il gioco d'azzardo comincia molto a preoccupare. Allora io inizierei invece, dottoressa, da farle vedere quello che fa il nostro Erminio Bassi, che viene anche agli orti sociali, al parco dello Storga, che ha fatto comprare alla Mirella tanti di quei fagioli, che semineremo fagioli per 10 anni. Erminio ride, ma è così, ma non importa, ma si possono seminare. Perciò andiamo a vedere questa nuova inaugurazione della sede AILS all'ex caserma Piave. Nessuno si è mai opposto ad attività del genere. Noi siamo fieri di voi, siamo fieri che avete realizzato con le vostre forze l'AILS questa struttura. E riferito a Giovanna volevo dirle che noi siamo contenti di esserci, che io non ho mai neanche aggredito nessuno per strada, mentre è successo a me. Però volevo dirlo perché altrimenti sembra di mettere in politica una cosa che non è politica. Qui è un grande lavoro sociale fatto da delle persone per bene, quali siete, e di cui noi siamo estremamente fieri. Quindi diciamo che le tirate d'orecchie all'amministrazione attuale non ci sono motivo. Il vice sindaco Manera replica così a Giovanna Quarto, ex presidente di Open Piave, che poco prima, durante il suo intervento, in occasione dell'inaugurazione della nuova sede della cooperativa AIS negli spazi dell'ex caserma Piave, non aveva risparmiato qualche frecciatina indirizzata all'attuale amministrazione comunale proprio in riferimento alla gestione degli spazi di via Monterumici, polemiche però subito accantonate, vista anche la presenza dello stesso vice sindaco al taglio del nastro. Viva!
Io sono onorato che l'amministrazione abbia deciso di venire qua perché abbia potuto toccare con mano il percorso che è stato fatto. Il mio desiderio, il mio auspicio, non solo quello di Cooperativa ma di Open Piave, è quello che l'amministrazione si renda conto che abbiamo preso molto seriamente questo progetto di rigenerazione e quindi l'auspicio che quanto prima venga rinnovata la convenzione. Sì, in un'area calda e che però in questo caso è utilizzata per una cosa meritoria quale l'assistenza fatta dai ragazzi e delle ragazze con delle problematiche di disabilità e soprattutto un grande supporto alle loro famiglie. Quindi l'amministrazione è un po' più vicina ad Open Piave? No, non è che l'amministrazione sia vicina a Open Piave, però bisogna sempre stare vicino a chi fa progetti inclusivi come in questo caso sono stati fatti. Un altro spazio dell'ex caserma che riprende vita grazie alla cooperativa AIS che affianca persone con disabilità nel reinserimento lavorativo. 115 ragazzi seguiti da 43 operatori in 4 sedi sparse nella Marca con l'obiettivo di eliminare qualsiasi forma di isolamento. C'è bisogno di valorizzare la dimensione inclusiva e questo spazio più che mai in una dimensione di connessione e di relazione può offrire questa possibilità inclusiva. Allora, proprio io partirei dalla dottoressa Capitanucci, ecco come commenta questo mondo del volontariato che sta cercando di mettere le pezze dove la politica non mette, tagli di nastri, ma alla fine sono i volontari che lavorano, che cercano di dare sostegno anche psicologico alle persone che sennò sarebbero completamente emarginate. Prego, dottoressa. Intanto buongiorno Mirella, buongiorno a tutti gli ascoltatori e grazie per questo rinnovato piacevole invito. Sì, quello che è stato messo a fuoco è che c'è una maggiore prossimità, così sembrerebbe, da parte delle organizzazioni del terzo settore, quindi il volontariato, ai bisogni della comunità. Sembra un po' a volte che questi bisogni vengano un pochino letti meno dalla politica, che sembra essere un pochino più distante e quindi ecco, si crea questo squilibrio dove in realtà un ente del terzo settore che dovrebbe essere teoricamente sussidiario a quello che è come dire, garantito dalla istituzione pubblica, invece in realtà spesso ne fa le veci o addirittura ne prende il posto proprio per dare risposta a dei bisogni che sono rilevati nella comunità in cui l'ente si trova a operare. Sentiamo allora Erminio Bassi, ecco questa passione, perché deve essere anche una passione, il volontariato lo devi sentire, devi capire che sei proprio a disposizione della comunità per migliorare anche il servizio della comunità. Prego Erminio. Sì, sicuramente lo devi sentire dentro. Chiaramente io ho avuto anche un grande maestro che è stato Don Fernando Pavanello. La sua modalità di riconoscere nell'altro, soprattutto nella persona fragile, che allora per noi è la persona con disabilità, ma tutte le fragilità, in qualche maniera lui è stato il grande maestro che mi ha aiutato a capire che bisogna, se possibile, fare sempre qualcosa per le persone che non hanno le forze e le energie per fare per trovare una strada del lavoro, per trovare una dimensione di inclusione sociale. Ecco, questo mi verrebbe da dire, insomma, per ora. Non sempre, però non senti, Erminio, ci diamo del tu perché ci conosciamo, Erminio Bassi, che forse anche tra di noi siamo troppo divisi, non siamo ad aiutare tutte le fragilità, anche con lavori importanti, anche con percorsi lavorativi importanti, proprio per questa divisione che c'è tra associazioni. Io sono più bravo, sono più grande, sono più lontano, sono più vicino, ho più numeri. Invece facendo questo penalizziamo questi ragazzi che non possono difendersi, perché non hanno le armi per difendersi, e quando litighiamo tra di noi, ci allontaniamo tra di noi, oppure addirittura non ci conosciamo, perché non ci conosciamo, facciamo il male a queste persone. Cosa dici Erminio? Allora adesso ho capito meglio la domanda. In merito anche legato un po' alla presentazione che abbiamo visto prima sull'inaugurazione di questo spazio, mi rendo conto che
il percorso che la realtà Open Piave, cioè 7 associazioni che si occupano, guarda caso, di diverse fragilità, perché all'interno di questa realtà c'è Movie School che si occupa di bambini, ci sono delle realtà che fanno riferimento al centro sociale, Camminantes, occupiamoci di Treviso, Socrates, che vanno a toccare gli emarginati, gli extracomunitari, quindi è stato importante dal mio punto di vista un percorso di formazione, cioè voglio dire, si può trovare una strada per trovare forza di andare avanti insieme se si fa anche un percorso, perché tante volte, come stai dicendo te Mirella, c'è necessità di capire che è necessario trovare delle strade che ti aiutino a collaborare. Perché è vero, lo sforzo individuale sicuramente è un perno portante, però c'è anche bisogno di capire, e per capire c'è bisogno che qualcuno ti guidi. Noi come associazione 10 anni fa siamo partiti, quando da un'occupazione poi è partito questo progetto di riqualificazione di tutta quell'area là della Piave. Siamo andati avanti quasi 2 anni con l'Università dello UAV, che ci ha aiutato a capire l'importanza, se vogliamo fare un servizio duraturo, di collaborare, di unire le forze. Però è un percorso di formazione. Allora, questo percorso di formazione che anche lei, dottoressa Capitanucci, con la sua associazione, lei presidente di questo nuovo azzardo e nuove dipendenze, fate fatica a far capire quanto dovete essere ascoltati, perché voi avete le idee chiare su quello che si potrebbe fare. Il problema è sempre primo, io sono partita dall'inizio, appunto sia col sindaco Bosa di Resana, ma anche col Filippo Zaro, manca il personale. E ogni volta la buona idea non può essere fatta, manca il personale, non si investe abbastanza su quello che è necessario. Com'è la situazione, Presidente Capitanucci? Sì, io sono un po' rattristata dal fatto che per quello che è l'area di attività della nostra associazione, quindi il gioco d'azzardo e la dipendenza dal gioco d'azzardo, insomma è stata costruita una fragilità d'arte, perché 20 anni fa non eravamo in questo tipo di situazione. Basti pensare che nel 2023 sono stati giocati in Italia 150 miliardi di euro, ma i costi sociali che questo volume di gioco ha comportato, in particolare relativi alla sofferenza delle famiglie, e per sofferenza intendo sofferenza economica, ma anche sofferenza delle relazioni, della fiducia, del benessere generale, non è stato assolutamente contabilizzato. Dunque si fa un bilancio guardando solo a quello che viene introiettato anche sotto forma di tassazione, ma i costi poi rimangono purtroppo sulle spalle dei cittadini e delle famiglie. Stiamo parlando non di una quota trascurabile di persone, ma di quasi 10 milioni di persone che si trovano a convivere con la dipendenza da gioco d'azzardo di un congiunto. È come se questo effetto della legalizzazione del gioco d'azzardo equivalesse a essere più sicuri nel modo di giocare, mentre invece la realtà è tutt'altra, perché le persone che giocano d'azzardo in modo problematico lo fanno 99% delle volte con giochi d'azzardo legali, e purtroppo invece le conseguenze che sperimentano loro, ma soprattutto i loro familiari, sono catastrofiche, devastanti, anche se totalmente derivanti da un consumo legale. Andiamo a vedere adesso anche questo servizio che riguarda la diocesi col disagio giovani. Andiamo a sentire, poi lo commentiamo con Erminio Bassi e la dottoressa Capitanucci. Sarebbero stati identificati i giovani protagonisti della bravata di domenica mattina lungo la strada principale di San Cipriano di Roncade. A registrare i 3, 2 ragazze e un ragazzo, che alle 5:30 del mattino, con la musica a tutto volume dell'autoradio, si sono lanciati in mezzo alla strada ballando mentre passavano le auto, alcune telecamere della zona visionate dalla polizia locale su indicazione del sindaco Marco Donadel.
E tutto per filmare col cellulare le scene e postarle sui social a rischio della vita. Un fatto analogo sarebbe accaduto la settimana scorsa anche a San Fior per delle pratiche che secondo gli psicologi mettono in luce le fragilità delle giovani generazioni. Una situazione seguita con preoccupazione anche dalla diocesi di Treviso, che per questo ha organizzato per domani sera al Liceo Scientifico Da Vinci un incontro sui giovani dedicato agli adulti. E a questo incontro, con l'aiuto del dottore medico psicoterapeuta Alberto Pellai, specializzato in età evolutiva, abbiamo voluto invitare tutta la cittadinanza, dagli operatori di pastorale giovanile delle nostre comunità, ai genitori dei nostri ragazzi, ma perché no, anche alle commesse dei nostri supermercati, anche gli operatori di scuola guida, gli allenatori delle società sportive, le insegnanti dei nostri licei e dei nostri istituti tecnici. Ecco, solo insieme, come comunità, sapremo tendere loro una mano adulta e responsabile. Ma il progetto della diocesi non si ferma qui. Costituire dei tavoli di lavoro, di riflessione, ai quali possano sedersi un po' tutte quelle persone che hanno a cuore la loro crescita. Ecco, un'esperienza segno allora che traguarda al futuro. Allora, Erminio Bassi, non ti sembra che forse c'è qualcosa che sfugge di mano anche al Don? Nel senso, io capisco invitare la comunità, ma perché non invitiamo gli stessi ragazzi che hanno commesso queste cose e riusciamo a capire dove vogliono andare a parare? Ecco, poi volevo anche un parere della dottoressa Capitanucci, perché la comunità è un'altra cosa. Qui stiamo parlando di ragazzi che fanno delle azioni incredibili, pericolosissime, non solo per loro ma anche per gli altri. Pensate se quella povera donna investiva quella ragazza, quel ragazzo si è buttato letteralmente addosso, vai a spiegare tu che lui si è buttato, che non l'hai visto all'ultimo momento. Forse di dialogare più con loro, capire perché questi gesti, dove vogliono andare a parare, cosa c'è che non funziona, sport, lavoro, iniziare a fargli fare dei percorsi veramente rieducativi diversi, perché io capisco il giudice che mi ha detto, e lo dico anche alla dottoressa Capitanucci, il giudice Borile che ho avuto ospite, che proprio tratta questo tema così delicato, alternanza lavoro al carcere. Lo sport non è obbligatorio perché la legge non lo prevede, perciò noi non possiamo obbligare a fare sport. Lo sport è nella Costituzione dal 2023, però noi non possiamo obbligare la persona che delinque, che fa reato, a fare sport. Ecco, Erminio, cosa dici? Beh, secondo me hai toccato un tema importante, cioè se riuscissimo veramente a lavorare sul coinvolgimento diretto dei giovani, credo che sia la chiave su cui forzare la mano. Il tema è come accattivare i ragazzi, perché non è facile comunicare con loro. Più passa il tempo, più mi rendo conto che le questioni sono sempre più complicate, far sì insomma di mettere insieme i giovani e farli lavorare, quando intendo lavorare intendo proprio farli ragionare su come stanno, trovare la possibilità di condividere. Prima il Don parlava, sì, mettersi insieme. Cioè io sento che c'è la grande fatica di trovare qualcuno, cioè trovare dei professionisti che riescono in qualche maniera a valorizzare l'aspetto di questa dimensione del dover stare insieme. Ecco, trovare le strade per stare insieme, perché un conto è parlare, ma dopo faccio una parentesi veloce, Mirella. Ad esempio, io appartengo con la nostra cooperativa a anche 2 reti di cooperative, Rete Interagendo che è comunale e Rete Sinergasia che è invece provinciale, di realtà che si occupano di disabilità. Cioè mi rendo conto che però tenere in connessione, far sì che tutte queste realtà si parlino è veramente complesso, però è da qua che dovremo puntare, cioè tutte le realtà che si occupano di disagio, tra cui appunto quello del disagio giovanile, dovrebbero avere, questo è il mio pensiero, dei professionisti che trovano le strategie per mettere insieme queste realtà. Allora, il problema è, sentiamo anche la dottoressa Capitanucci,
che non è che non ci siano queste persone che sono preparate, che sono professionalmente anche predisposte anche a fare questo. Il problema è che non ci conoscono, non c'è questo tavolo, sono tavoli che non portano a niente invece di fare tavoli che portino a qualcosa di buono per la comunità. Sentiamo la dottoressa Capitanucci come commenta quello che ha sentito. Sì, io vorrei un attimo riflettere sul discorso che il confrontarsi con il limite e con le regole e sfidare questi limiti e queste regole è proprio, come dire, parte del percorso evolutivo dell'adolescente per accedere a un'identità adulta. Qui abbiamo un problema, c'è stata un'evoluzione generazionale per cui io credo che gli adulti non sono più come dire, in grado come un tempo di porre limiti e regole che servono all'adolescente per crescere, l'orario di rientro piuttosto che alcune norme di abbigliamento, chi più ne ha più ne metta. Quindi che cosa accade in questa circostanza? Che mancando quelle regole e quei limiti di base che vengono trasgrediti in modo fisiologico dall'adolescente, è necessario trovarne degli altri nel mondo esterno, limiti che però sono appunto come dire pericolosi se vengono travalicati, proprio perché danno luogo a comportamenti a rischio estremamente come dire, critici. Ecco, quello che bisogna tornare a pensare è che la comunità educante deve tornare a porsi il problema della regola e del limite per dare l'opportunità all'adolescente di sperimentarsi con questi limiti che aiutano a crescere senza dover come dire, evadere all'esterno in un mondo che realmente diventa pericoloso. Trasgredire un orario di rientro a casa o un abbigliamento che non è consono alla regola data non è così pericoloso come invece appunto buttarsi in mezzo alla strada danzando nel cuore della notte col volume al massimo. Abbiamo Giusy da Treviso, vai Giusy. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Ciao. Allora Mirella, io faccio un discorso. Se non ci fossero queste cooperative, associazioni di volontariato, il governo quanto dovrebbe tirar fuori con le nostre tasse? E poi dico una cosa, visto che sono le nostre maestranze, sarebbe ora che le facessimo noi la paghetta mensile, no che loro a mezzanotte 1 minuto per alzata di mano, tutti d'accordo, si alzano lo stipendio. Sono le nostre maestranze e noi siamo più poveri di loro. È un discorso fatto così da sempre, hai capito? Perché non fanno niente, siamo noi che facciamo qualcosa. E loro non fanno un fico secco, che lo diciamo tutto il giorno. Vi saluto. Abbiamo sentito anche lo sfogo della nostra Giusy, non a caso c'è un'astensione al voto che è impressionante e questo la dice lunga su quello che sta passando. Cos'è che la preoccupa di più, dottoressa Capitanucci, anche visto le nuove droghe che stanno emergendo, l'età minorile che si abbassa sempre di più, questa voglia di provare, tanto qual è il controllo? In casa non controllano niente, posso fare quello che voglio, tanto la legge mi protegge, sono un minore, basta vedere anche come si rivolgono alle forze dell'ordine, sanzionati, risanzionati perché bene o male i nomi li conoscono, questa famiglia che non esiste, che delega tutto alla scuola con le spalle al muro, gli insegnanti hanno addirittura paura di dire qualcosa. Ecco, com'è la situazione? Lei che è esperta di questo, cosa dobbiamo cambiare? Cosa dobbiamo fare tutti assieme per questo? Sì, io forse mi ripeto, però credo che il pesce puzza dalla testa, per cui è importante
recuperare una autorevolezza di un ruolo adulto, cioè per carità andare a lavorare sugli adolescenti e con i giovani può essere un'ottima idea, ma mi viene da dire, qui lancio una provocazione, è un po' un palliativo, perché forse bisogna un po' domandarsi su cos'è che è la comunicazione che con alcuni segnali questi giovani mandano in modo così forte, così forse perché fanno fatica a farsi udire da chi invece dovrebbe essere figura di riferimento. Io credo che giovani fragili, adolescenti fragili sono un po' il prodotto di adulti ed educatori fragili. Bisogna probabilmente recuperare l'essenza di figure adulte di riferimento e quindi lavorare sugli adulti più che, o quantomeno non solo sui giovani, per ridare un senso anche a una gerarchia evolutiva. Erminio Bassi, come commenti? No, stavo pensando, perché io sarei più sulla dimensione pratica, insomma, sicuramente la dimensione della scuola è fondamentale. Io credo proprio che a partire fin dalla scuola primaria, così, io ho anche mia moglie, insomma, che lavora nella scuola e si rende conto della difficoltà che i bambini hanno anche nel parlare tra di loro, del parlare di come stanno. Ecco, io credo che bisogna intanto partire un attimo anche a trovare delle occasioni in cui fin da bambini si impari a parlare e a relazionarsi, soprattutto nelle dimensioni quando si ha paura, quando siamo arrabbiati e così via. Imparare a gestire questi sentimenti fin da piccoli. E poi man mano che, sì, diceva la dottoressa prima, io penso a un tempo c'era questa cappa istituzionale che in qualche maniera permetteva un miglior controllo di tutte queste dimensioni di aggressività o di devianza. Cioè, questa l'abbiamo persa, è vero, l'abbiamo persa e dovremo, accolgo quello che dice la dottoressa, ritrovarla come questo è un grosso problema, insomma, perché un conto è dirlo, però poi partirei intanto dalla scuola e grazie anche a queste trasmissioni, questo dibattito qua, io penso che possa un attimo essere l'occasione un po' per rifletterci su questo aspetto qua. Anche perché io in questa trasmissione ho la fortuna di avere tanti ragazzi, anche con i loro insegnanti, e devo dire, dottoressa Capitanucci, che quello che io sento e vedo, e lo dico anche a Erminio Bassi, è che abbiamo tantissimi bravi ragazzi. Tantissimi bravi ragazzi, bravissimi insegnanti, proprio con passione. Il problema è che questi ragazzi bravi dovrebbero essere loro a dare l'esempio a quelli meno bravi, metterli assieme, comunicare tra di loro, cercare di fare dei tavoli di concertazione tra di loro, perché veramente prima roba sanno come si parla, perché hanno un linguaggio diverso. Non è che l'insegnante per forza riesce a capire il loro linguaggio, hanno dei linguaggi diversi, tra di loro si capiscono, ma soprattutto intrigarli di più, capire veramente cosa vogliono fare, come ad esempio i centri estivi, penso, ma perché devono essere sempre a pagamento, tutto a pagamento, fatti chissà da chi e chissà da dove vengono fuori certe cooperative, ma soprattutto anche lavorare con i genitori, con le famiglie. Ma perché se il ragazzo commette un reato non facciamo far lavorare anche la famiglia, non solo il ragazzo come dice lei, no, anche la famiglia. Ma cosa sono questi soldi, 10.000 euro, sentivo anche prima, ma se non li hanno non pagheranno mai, perciò cosa andiamo a cercare di dire? Pagherà 10.000 euro, sì, quando, come? Capisce, dottoressa, che veramente deviano quello che dovrebbe essere invece il bene comune fatto dalla famiglia che sbaglia. Sei tu responsabile di tuo figlio ha fatto questo, bene, paghi assieme a tuo figlio, ti metti a disposizione, fai lavori utili anche per la comunità, perciò pagate tutti assieme. Cosa dice, dottoressa?
Sì, tanti stimoli da quello che dice. Allora, la prima cosa che mi viene una domanda, no? Cos'è che hanno avuto quei ragazzi che, come dire, sono più performanti rispetto a quelli che lo sono di meno? Devo dire che l'idea, no, di renderli educatori dei loro compagni, diciamo, meno allineati, è stata concretizzata in una teoria che è quella della peer education, cioè educazione tra pari. Quindi questo che Mirella diceva viene fatto in alcune realtà proprio per sfruttare la maggior capacità comunicativa tra pari e pari. Devo dire che ci sono però anche delle evidenze scientifiche che fanno vedere come anche i gruppi di giovani si aggreghino per analogia e si creano dei gruppi omogenei. Per cui, per esempio, rispetto al gioco d'azzardo, noi abbiamo visto che i ragazzi che avevano un comportamento di gioco d'azzardo attivo, ad esempio che facevano scommesse sportive in modo costante e non occasionale, avevano dei gruppi di pari di riferimento che condividevano con loro questi stessi comportamenti. Viceversa, chi invece non era interessato alle scommesse sportive, quindi magari praticava sport, andava fuori con gli amici, eccetera, apparteneva proprio a gruppi di pari differenti. Quindi questo meticciamento probabilmente deve essere accompagnato a tavolino e costruito a tavolino, sempre con una guida adulta. Io non sono d'accordo sul delegare la responsabilità dell'educazione, ma neanche della cura, soltanto ai pari, ai giovani, ma credo che ci voglia una guida autorevole, non autoritaria, ecco, ma autorevole, qualcuno che dia quel luogo sicuro dell'adulto che c'è in caso di necessità. Ha fatto bene ad aggiungere questo che non avevo aggiunto, naturalmente sempre con una guida molto referente e molto preparata. Ha fatto bene ad aggiungerlo perché non mi ero dimenticata di dirlo ed è la cosa fondamentale. Erminio Bassi, come commenti, cosa vuoi dire? Anzi, andiamo a vedere anche questo video, vediamo se ce la facciamo. Bassi o il Black Boys? Andiamo a vedere, poi commentiamo. Allora commentiamo velocemente che siamo in chiusura. Erminio Bassi, grazie di essere stato qua, prego. No, è interessante, prenderei spunto rispetto a questo gruppo musicale, legando un po' tutte le cose che siamo dette fino adesso sul fatto che le persone con disabilità a me insegnano sempre tanto, ad esempio non aver paura delle prestazioni. Io credo che anche il problema dei giovani e così via sia sempre legato a un'idea di dover emergere, no?
no? In qualche maniera avere sempre qualcosa che gli altri ti devono ammirare in qualsiasi caso. E loro in qualche maniera mi stanno insegnando che questa necessità qua non è necessaria, insomma, basta essere se stessi e non aver paura. Grazie veramente a Erminio Bassi, questo uomo che ha fatto con la passione la sua vita, il suo percorso di vita, dobbiamo proprio dirle, presidente cooperativa AIS, Associazione Inserimenti Lavorativo Sociali. Grazie alla dottoressa Daniela Capitanucci, presidente Azzardo e Nuove Dipendenze, di essere stata con noi. Buon lavoro anche a lei, dottoressa. Adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Fettine e melanzane. Grazie alla presenza delle melanzane, questo secondo piatto, nutriente e completo, è particolarmente ricco di ferro. Ingredienti per 4 persone: 4 fettine di fesa di vitello sottili, 2 melanzane fresche, 50 grammi di salsa di pomodoro, farina, un mestolino di brodo, mezzo bicchiere di vino bianco secco, 4 cucchiai di olio, origano, prezzemolo tritato, sale. Melanzane, tagliatele a tocchetti. Infarinate la carne. Fate rosolare la carne da entrambi i lati con l'olio ben caldo. Salate e cuocete 5 minuti circa. Levate la carne e tenetela da parte. Fate saltare i tocchetti delle melanzane nel fondo di cottura della carne. Bagnate con il vino. Fate evaporare. Unite il brodo e il pomodoro e portate a cottura a fuoco moderato. Occorreranno 20 minuti circa. Cospargete di origano e prezzemolo. Mescolate. E unite alle melanzane le fettine di carne per riscaldarle.
rivenite subito e buon appetito!